Bene, buongiorno a tutti. Diamo inizio al nostro sesto convegno di Pastorale della Salute. Mi piace questo evidenziare che nessuno si senta straniero in casa propria e vorrei che ciascuno di voi si sentisse a proprio agio, accolto e davvero partecipe di questo momento. Quest'anno la Commissione per la Pastorale della Salute ha pensato di concentrare la propria attenzione sulla disabilità, facendo attenzione alla presenza di persone con disabilità, mai solo disabili, persone con disabilità sul nostro territorio e nelle nostre parrocchie. L'opportunità di riflettere su questa dimensione della vita ci è stata data anche dal fatto che il territorio e la Chiesa in esso prende atto e ringrazia il buon Dio per chi è credente della presenza della nostra famiglia sul territorio da 50 anni. Sabato scorso abbiamo celebrato in un'atmosfera molto calda la celebrazione appunto per la giornata mondiale delle persone ammalate e oggi la riflessione sulla disabilità. Come ben sapete, chi è avvezzo a questo incontro, iniziamo sempre con un momento che vorrebbe essere di riflessione per i credenti, di preghiera, che normalmente ci veniva dato o da uno strumentista oppure da un organista. Quest'anno abbiamo chiesto, e gentilmente e con generosità hanno risposto, al coro giovanile della nostra famiglia di introdurci nella giornata. È il nostro momento di riflessione, di preghiera e anche già di assaggio di quante opportunità, di quanta ricchezza c'è dentro quel mondo che noi troppo spesso emarginiamo oppure consideriamo un mondo inferiore. Do la parola subito a Laura, piccola apostola della carità della nostra famiglia, che dirige il coro e che ci introduce proprio in questo momento. Grazie. Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di cose serie, parliamo della vita. Allora, prima di tutto, ci siamo domandati: che cosa mi rende felice? Etienne dice: la mia casa, la mia famiglia. Elvis dice: sono felice perché vengo a scuola e imparo a lavorare. Mustafa dice: io sono felice per quello che sono. In fondo ho solo un po' di tosse ogni tanto. Infine Giacomo dice: che cosa mi rende felice? La libertà. Noi non siamo tristi come pensa la gente, perché noi ci divertiamo. Facciamo passeggiate, facciamo legatoria, costruiamo con la carta, andiamo in palestra. E ogni estate facciamo dei giochi e guardiamo dei film. Noi siamo felici di vivere e ve lo cantiamo. Sono felice di vivere, sono felice di resistere e perciò canterò a tutti la mia gioia. La 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 la.
Guarda dentro di te che sei qui oggi con noi, e se trovi anche solo un motivo per essere felice, adesso abbiamo una domanda un po' più difficile. Che cosa è importante per te nella vita? Noi abbiamo risposto: la famiglia, gli amici, il mio amico Filippo, la mamma e il papà. Vita, gioia, pace, ci sembra dicano bene ciò che è fondamentale per la vita di tutti. Non ci resta che cantare Grazie mille.
Il Vescovo adesso vi dà, ma non è una paga, è proprio un piccolissimo grazie davanti al vostro grandissimo dono. Vi dà un piccolo segno, proprio per dirvi grazie e per ricordarci di questa giornata. Sì, noi ci siamo già visti altre volte dove abitate voi, la nostra famiglia, e quindi ho riascoltato con molta gioia i vostri canti e anch'io vi ringrazio. E Don Roberto ha preparato, ecco, delle caramelle, delle caramelle. Anche i musici, non solo i cantori. Grazie. Bene, il percorso di questa nostra mattinata inizia con l'introduzione da parte del nostro Vescovo, che ci teniamo a sottolineare in questo tempo è anche presidente della Caritas italiana e lo ha riportato dalla piccola provincia, dalla periferia veneta al centro della cristianità addirittura, ma poi insomma Ad interim, sì, intanto così. Inizia il nostro Vescovo con l'introduzione a cui poi seguiranno 3 passi. Il primo passo dovrebbe farci entrare, per quanto possibile ovviamente attraverso i numeri e le parole, nella realtà delle persone con disabilità sul nostro territorio. Il secondo passo dovrebbe introdurci in una lettura di quelli che sono gli orientamenti legislativi e le realizzazioni poi di questa dimensione della legislazione per quanto riguarda il sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie. E infine il terzo passo, che dovrebbe essere poi quello che ci apre anche alla condivisione in assemblea, sarà quello di riflettere sulla realtà per cogliere il significato della persona disabile non tanto sul territorio dal punto di vista sociologico, ma dal punto di vista antropologico e anche per noi cristiani dal punto di vista della fede. Nostro Vescovo. Vi saluto tutti. Iniziamo questo 6° convegno, ormai abbiamo già fatti 5, ecco, è un appuntamento che sta diventando una piccola tradizione. Disabilità, nessuno si senta straniero in casa propria, il titolo è suggestivo. Comincio da questo, una prima constatazione davanti a questo tema della disabilità, delle persone con disabilità, è la seguente: le persone con disabilità sono per certi aspetti come Gesù, quando si parla dei Vangeli dell'infanzia, egli sarà segno di contraddizione. E anche le persone con disabilità sono segno di contraddizione. Da un lato incarnano il dolore, evocano la fragilità, denunciano il limite della condizione umana. Di fronte a loro a volte nasce anche la tentazione di assumere quella che il Papa chiama cultura dello scarto, si emarginano, è stato ricordato anche poco fa. E nello stesso tempo, quasi in contraddizione con questo sentimento, con il loro stesso esserci, affermano il mistero della vita e il valore della persona
al di là di ogni riduzione funzionalistica o efficientistica. Di fronte alle persone con disabilità si sentono questi sentimenti contrastanti. Nella persona disabile proprio la presenza della malattia invalidante diventa occasione di immediata trasparenza di quella che possiamo chiamare la comune umanità dell'uomo e del valore di questa comune umanità dell'uomo. Quel valore è definito dal Concilio, della Gaudium et Spes: la persona vale per quello che è, non solo per quello che ha e per quello che fa, certo, anche per quello che fa, ma anzitutto per quello che è. E questo deve essere difeso strenuamente, soprattutto di fronte a quella che viene chiamata la società del fitness, cioè della forma fisica smagliante, che esalta come valore assoluto la buona salute, la bellezza, la prestanza fisica, il benessere psichico, il divertimento ad ogni costo. Va difeso questo principio, che è il principio base della comune umanità dell'uomo. Una persona vale per quello che è. La disabilità è quindi una vera provocazione alla nostra personale umanità. Così ne ha parlato il Papa nel 2016, nel Giubileo delle persone disabili, era il Giubileo della Misericordia. Ecco. E perché una provocazione? Perché minaccia le nostre presunte sicurezze. Noi non vorremmo che ci fossero i disabili. Immediatamente creano, la sentiamo come qualcosa di pericoloso. Rivela le zone d'ombra del nostro cuore, le paure che ci abitano, i miraggi seducenti che ci abbagliano, il bisogno di riuscire, il mito dell'autorealizzazione, la libertà scambiata con il capriccio, la gioia confusa con il piacere. Di fronte a una persona disabile vengono a galla tutte queste robe, quindi in questo senso è una vera provocazione. Ma contemporaneamente la presenza di persone con disabilità rivela e permette di conoscere meglio l'agire di Dio, perché inevitabilmente tira in ballo Dio, anche se c'è qualcuno che è responsabile di questo. E Dio, il Dio di Gesù Cristo, si rivela come colui che si fa carico delle debolezze e delle fragilità umane. Per riassumere l'attività messianica di Gesù, l'Evangelista Matteo cita Isaia 53: egli ha preso su di sé le nostre infermità e si è addossato le nostre malattie. Questo vale per tutte le infermità, per tutte le malattie, a fortiori vale anche per le disabilità. E quando registra la risposta di Gesù alla delegazione di Giovanni Battista, lo stesso Evangelista Matteo riporta i segni messianici. I ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l'udito, i morti risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella. Di fronte alla disabilità noi siamo anche spinti a capire meglio chi è il nostro Dio, non solo il colpevole di queste situazioni, ma colui che si fa carico e si prende cura di queste situazioni. Ebbene, chiamata a continuare la missione di Cristo, che mai si chiuse alle necessità e alle sofferenze dei fratelli, i piccoli, i poveri, i malati e gli esclusi, così una preghiera eucaristica dice, chiamata a continuare l'opera di Gesù, la Chiesa di fronte al disabile si trova come Pietro, quella volta alla porta bella di Gerusalemme, di fronte allo storpio. Non ho né oro né argento, ma ho il nome di Gesù, il potere non tanto di guarirlo dall'handicap, ma di guarirlo nell'handicap.
annunziandoli l'unico nome sotto il cielo in cui è data la salvezza. Questo implica da parte della comunità cristiana uno sforzo senza riserve e senza risparmio per superare con la logica evangelica i criteri di egoismo, di utilitarismo che spesso sostengono e incrementano la logica dell'emarginazione più o meno morbida, ricordando sempre a tutti che tutto quello che si fa alla persona con disabilità è fatto a Cristo. Matteo 25. Che cosa può fare dunque la Chiesa? Guardando alle intuizioni maturate in questi anni, anche grazie al Magistero, grazie anche alla riflessione, potremmo dire tre cose. Anzitutto avere una premura speciale per queste persone. Ci sono tante forme di povertà, c'è chi è povero di verità, c'è chi è povero di amore, c'è chi è povero di speranza, ci sono i poveri e i disagiati materialmente, altri vivono ai margini delle comuni strutture sociali, ma la povertà e la debolezza delle persone con disabilità, per difficoltà di carattere fisico, psichico o sociale, appaiono sotto molti aspetti ancor più gravi, soprattutto ai fanciulli. In tali condizioni bisogna assicurare delle forme appropriate di catechesi ed educatori pedagogicamente specializzati, così parla il rinnovamento della catechesi. E l'anno scorso, proprio qui a Vittorio Veneto, dalle Giuseppine, abbiamo fatto un convegno, un congresso a livello triveneto della catechesi ai bambini con disabilità. Era il secondo, il primo era stato fatto a San Vito al Tagliamento, il secondo è stato fatto qui proprio a Vittorio Veneto, è stata un'esperienza molto interessante. Avere una premura speciale. Secondo, promuovere una cultura della condivisione. La Chiesa che annuncia il Cristo, il quale da ricco che era si è fatto povero per noi, è chiamata ad amare, accogliere e accompagnare Cristo nei poveri, perché sa che essi ne sono l'abitazione privilegiata e certissima. I poveri, diceva San Vincenzo de Pauli, sono i vicari di Cristo, suoi rappresentanti. E infine, dare, prendersi cura, promuovere una cultura, dare per mettere queste persone in condizione di dare a loro volta. Quello che poco fa abbiamo assistito, quello che diceva Don Roberto, voi ci avete fatto da maestri, fa capire come la persona con disabilità non è chiamata solo a ricevere, non è solo destinataria dell'annuncio del Vangelo, ma a sua volta può annunciare con la propria vita il Vangelo e partecipare alla costruzione del regno, certo in modo adeguato alla sua situazione, senza forme di egualitarismo ideologico, ma certamente può farlo. Anche la disabilità nella tipologia più grave, quella mentale, e nella forma più penosa, quella dei bambini, redenta dalla morte e risurrezione di Gesù, li rende missionari, maestri, diceva poco fa Don Roberto, a livello immediato, intuitivo, per lo più non riflesso, ma reale. Missionari dei veri valori dell'umanità, la solidarietà, la fiducia, la condivisione, l'accettazione, la apertura, la fratellanza. Le loro vie del cuore, la loro fragilità aiuteranno a rompere barriere di paura e di prevenzione. La loro vulnerabilità e la loro innocenza aiuteranno a creare luoghi di amore e di accoglienza. Particolarmente efficace sarà l'aiuto della loro preghiera. Dobbiamo pensare che anche le persone con disabilità possono pregare. Diceva San Luigi Guanella, a questa preghiera la provvidenza non dirà mai di no, perché un padre non può mai dimenticare i suoi figli più buoni e infelici. Pertanto il disabile non è solamente colui al quale si dà, deve essere aiutato a divenire anche colui che a sua volta dà, che offre qualcosa di prezioso per tutti. Infatti, e concludo, uno dei fondamentali obiettivi di una corretta azione pastorale, dice la Christi Fideles Laici,
è di considerare il malato, il portatore di handicap, non semplicemente come termine dell'amore e del servizio della Chiesa, bensì come soggetto attivo e responsabile dell'opera di evangelizzazione e di salvezza. Questo è certamente impegnativo, più impegnativo, però se ci pensiamo è la strada da percorrere. Fatto questa introduzione, ascoltiamo ora i vari momenti e mi auguro, come è stato anche per gli altri convegni, che sia un momento arricchente per tutti, che poi potrà anche essere fatto oggetto di approfondimento. Grazie al nostro Vescovo, ci ha introdotti. Il compito di un'introduzione è proprio quello di mettersi sulla strada, no? E adesso percorrerla. Ci ha messi sulla strada, adesso dobbiamo percorrerla. E il primo passo che siamo invitati a fare, siamo aiutati dalla dottoressa Paola Vescovi, attualmente è direttore dell'unità operativa complessa della disabilità e non autosufficienza del distretto di Pieve Soligo con la nuova ULSS della Marca Trevigiana. Quello che dirà è frutto anche di una presenza sul nostro territorio da oltre 20 anni, di attenzione e di lettura della realtà della presenza di persone con disabilità sul territorio. Ha un buon curriculum, è per questo che l'abbiamo invitata, mica se no, e ha fatto diverse pubblicazioni con Ericsson, soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi che sul territorio. Ed è membro anche attivo del SIDIM, che è la Società Italiana per i disturbi del neurosviluppo. Grazie. Paola Vescovi ci darà adesso una lettura di quella che è la presenza delle persone con disabilità sul nostro territorio. Grazie Paola. Innanzitutto parliamo di un territorio che è quello dell'azienda ULSS 2 della Marca Trevigiana, che vedete rappresentato. Si tratta dell'aggregazione di 3 aziende ULSS, quindi l'azienda di Pieve di Soligo, che è quella su cui mi concentrerò maggiormente rispetto ai dati, l'azienda di Asolo e l'azienda di Treviso. Sono 3 territori che per quanto riguarda l'impostazione e l'attenzione al mondo della disabilità da anni lavorano in maniera omogenea, pur essendo appunto confluite da poco in un'unica realtà organizzativa. Questo credo sia anche il valore aggiunto di questo territorio rispetto all'insieme di strutture e risorse che ci sono e anche rispetto all'insieme di persone e aggregazioni in qualche maniera di reti che hanno portato ad una grandissima integrazione. Ecco, tutti i 3 servizi che lavorano nella Marca Trevigiana lavorano con questa immagine che la realtà della disabilità è un cammino che accompagna la persona nei momenti importanti della propria crescita. Questo lo pensiamo tutti e soprattutto lo pensiamo all'interno di una rete dove gli attori della rete agiscono con le proprie competenze e con le proprie responsabilità. Gli attori di questa rete sono le istituzioni, i comuni, le aziende sanitarie, la regione, che definiscono e agiscono le politiche sociali e del welfare. Cito tra tutte anche le varie leggi, la legge 104, la legge 68, altre DGR regionali, la 740, la 739, che magari per voi per qualcuno addetto ai lavori che vedo qui hanno un grande significato, per altri meno, ma sono delle normative che definiscono una cornice di regole all'interno della quale tutti quanti gli attori appunto della rete agiscono in sinergia. Un altro attore sono i servizi sociali sociosanitari pubblici, come quelli che rappresento
quindi il servizio età evolutiva, il servizio disabilità in età adulta, ma anche tutti i servizi privati accreditati, convenzionati. In questo territorio, in particolar modo per Conegliano, Pieve di Soligo, ma anche per Treviso, uno dei partner più importanti che è un partner complementare, non in competizione, ma complementare, è la nostra famiglia. La nostra famiglia è una realtà in questo territorio che ha costruito insieme ai servizi sociosanitari pubblici appunto una complementarietà, quindi non un portarsi via il lavoro, ma un creare una rete a disposizione con maggiori risorse. E questi servizi lavorano con degli strumenti che si chiamano ICF, Classificazione Internazionale della Funzionalità, con strumenti che si chiamano UVMD, quindi unità valutative multidimensionali, con strumenti che si chiamano progetto educativo individualizzato, cioè strumenti che permettono di poter intercettare in maniera più adeguata il bisogno della persona, perché cito ICF perché è diventato veramente da 20 anni, è la nostra rivoluzione copernicana, cominciare a ragionare su come funziona un bambino, come funziona un adulto e quali sono i suoi facilitatori o le barriere che non gli permettono di funzionare in una maniera più adeguata, è diventato il nostro faro rispetto invece a quello che era più di 20 anni fa, il considerare la mancanza che derivava dalla menomazione. E le agenzie del territorio e la scuola, che è un'agenzia non solo formativa in termini didattici, ma anche formativa perché media nelle relazioni tra le persone con disabilità, i bambini con disabilità e gli altri bambini, e diventa un veicolo di cultura rispetto al riconoscere l'altro come diverso, ma come persona. Le aziende che mettono a disposizione diciamo così, la propria azienda, il proprio luogo di lavoro, sia come palestra per poter intercettare i bisogni delle persone con disabilità che possono accedere al mondo del lavoro, che hanno necessità di fare delle esperienze, sia come appunto poi lavoratori nel vero senso della parola, anche vista la legislazione che lo consente, le associazioni sportive, le parrocchie e tutti quanti concorrono a lavorare anche mediare anche in questo caso per il tempo libero. E poi il terzo settore, che non è ultimo, chiaramente qui non c'è un ordine di importanza perché l'importanza è quella della rete, dove troviamo il privato sociale accreditato, tutti gli enti gestori che sono partner fondamentali per la gestione delle strutture, dei centri diurni, delle strutture residenziali, le associazioni dei familiari, l'ANFAS su tutte, ma tutte le associazioni. Questo è un territorio che ha voluto un insieme di associazioni di riferimento per ogni singolo centro diurno, e che ha voluto appunto in questa sinergia della rete che i centri diurni fossero vicini alle famiglie, vicini ai luoghi dove le persone vivono e non connotati per dimensione di gravità. Anche questa è una delle importanti scelte della rete. I coordinamenti delle associazioni, in tutta l'azienda ULS 2 c'è un coordinamento delle associazioni che sta diventando anche, ha dei rappresentanti perché sta diventando anche unico. E poi cito anche la Fondazione di Comunità, che è una fondazione voluta dai 28 comuni di questo territorio, una fondazione che ha un valore aggiunto, si fa carico dei bisogni e con responsabilità sociale promuove iniziative di solidarietà in tutte le forme anche innovative, mette a disposizione risorse economiche ma anche risorse umane. E anche questo è uno dei grandi importanti attori della rete. Quali sono gli strumenti di questa rete? Beh, prima di tutto il piano di zona. Non facciamo nulla se non concertando
tutta l'attività, le scelte, le politiche, le risorse anche economiche, se non ci sediamo ad un tavolo e cerchiamo di capire qual è il bisogno più importante, chiamiamolo così anche se non è la parola esatta, il bisogno su cui concentrarci adesso, perché i bisogni sono tantissimi e quindi dobbiamo però concentrare risorse sia umane che anche economiche su alcune aree in modo da poter essere incisivi. E lo facciamo quindi con questo strumento di piani di zona, tenendo conto della multidimensionalità della vita delle persone, non della vita delle persone con disabilità, ma di tutte le persone, nel senso che ognuno di noi ha più dimensioni nella propria vita, anche la persona con disabilità ha più dimensioni nella propria vita, e lo facciamo utilizzando anche dei progetti in collaborazione di cui vi parlerò anche dopo. Perché l'importanza della rete? Perché riguarda tutte le dimensioni, come dicevo, della persona, è una responsabilità di tutti intervenire secondo la propria competenza e in rete, ed è necessario un consolidamento della rete dei servizi nel territorio nell'ottica di fornire di favorire nelle varie tappe di sviluppo della persona le opportunità di crescita e di miglioramento della propria qualità di vita, che è un altro dei concetti fondamentali su cui ci siamo concentrati negli ultimi anni. Ecco, proprio due parole sui piani di zona e soprattutto sulle politiche dei piani di zona di questi ultimi anni. In questo territorio, in tutto il territorio dell'azienda ULSS 2, ci siamo principalmente occupati del bisogno, quindi abbiamo analizzato l'affaticamento familiare e la carenza di risorse assistenziali, abbiamo lavorato sul garantire la continuità assistenziale, sul garantire l'accoglienza residenziale per chi resta senza riferimenti familiari, e poi anche promuovendo esperienze innovative proprio per dare risposte. E poi abbiamo lavorato molto sui bisogni emergenti, ad esempio l'autismo è uno di questi. Da un po' di anni a questa parte il numero di persone con autismo cresce in maniera esponenziale, quindi era giocoforza lavorare anche per arrivare ad una diagnosi precoce il prima possibile e poi anche a definire nel vario cammino delle varie età anche la modalità di presa in carico. Abbiamo lavorato molto anche sulle autonomie, quindi cercando di non creare delle dipendenze e promuovendo autonomie nei ruoli lavorativi, appunto nella vita autonoma, quindi nella vita residenziale diurna, e progettando interventi sulle abilità. E infine relativamente anche a difficoltà a reperire i dati sulla domanda, sviluppando capacità di previsione del cambiamento ed anticipazione delle evoluzioni. Questo è uno dei compiti che hanno gli attori che si occupano nel piano di zona, quello di essere sempre, cioè di prevenire i tempi, di sapere sempre che cosa succederà dopo, perché prima riusciamo a vedere che cosa succederà dopo, prima riusciamo a lavorare e quindi a intervenire in maniera costruttiva. Sul territorio ci sono, e qui entro un po' nei dati adesso, ci sono i servizi per l'età evolutiva che, come dicevo prima, sono rappresentati sia dal servizio età evolutiva dell'azienda sia dalla nostra famiglia, che svolgono funzioni di prevenzione, diagnosi e cura delle problematiche relative allo sviluppo neurologico e psicologico del linguaggio e della motricità e che possono chiaramente insorgere in età evolutiva. Svolgono un lavoro di supporto all'integrazione dei minori con handicap nella scuola, nella società e nelle loro famiglie, e collaborano anche con i comuni nell'ambito della protezione e della tutela minorile. Ecco, vabbè, vado veloce, chiaramente sono servizi che intercettano persone dai 0 ai 17 anni che hanno bisogno di aiuto nei vari ambiti di sviluppo, e i professionisti coinvolti sono neuropsichiatri infantili, foniatri, fisiatri, psicologi, assistenti sociali, logopedisti, terapisti della neuropsicomotricità, fisioterapisti, educatori, assistenti sanitari, terapisti occupazionali. Sono quindi persone che lavorano sulla riabilitazione o abilitazione in varie aree. Un po' di numeri, vi ho portato dei numeri relativi alle certificazioni scolastiche, purtroppo il dato ce l'ho aggiornato solo al 2017, nel senso che
una delle cose nelle unificazioni nelle aziende è quello che a un certo punto si perde anche un po' di patrimonio di dati, perché i dati vanno messi tutti insieme all'interno di un calderone, quindi per il momento sono riuscita a portarvi soltanto alcuni dati, soprattutto quelli macro, al massimo fino al 2017. Abbiamo 442 persone nel 2017 che hanno avuto una certificazione scolastica ai sensi della legge 104, quindi che hanno avuto poi la possibilità di avere un insegnante di sostegno per l'aiuto nel svolgere i compiti scolastici, e 312 seguiti dalla nostra famiglia, in totale sono 754. Vedete che il numero fluttua e varia, non è un numero che si stratifica in più e meno, dipende chiaramente tanto anche dalle persone che magari si trasferiscono in questo territorio, piuttosto che dalle persone che appunto che sono nate con una disabilità, e per fortuna negli ultimi anni questo è un dato che sta calando, soprattutto le disabilità di tipo fisico stanno calando, mentre invece stanno crescendo altri tipi di disabilità. Vi ho portato anche il dato diviso per scuole. Allora, la scuola dell'infanzia vede 40 persone seguite in questo territorio, la primaria 320, la secondaria di primo grado 241, la secondaria di secondo grado 153, per il totale, come dicevo prima, 754 persone seguite dagli insegnanti di sostegno. Vi faccio notare in questa tabella un dato secondo me significativo, mentre nell'anno 2015 e 2016 avevamo anche un dato relativo al numero di persone immigrate, nel 2017 questo dato è scomparso, anche perché la disabilità non è che guarda in faccia a nessuno e non ha nessun senso distinguere tra persone immigrate o persone diciamo così residenti nel territorio. Era un dato forse che voleva avere un valore un po' epidemiologico, perché una delle cose che succede è che la persona comunque con disabilità che viene da un'altra cultura molte volte poi non ha lo stesso percorso che hanno le persone che invece vivono in un territorio e che magari hanno questa continuità nell'essere seguite nel loro percorso, nel loro cammino. Effettivamente questo è anche vero nella realtà, difatti arrivano molto meno persone in età adulta che hanno una cultura diversa dalla nostra, ma proprio per una questione culturale, quindi di scelta anche delle famiglie di non essere seguiti in maniera così in termini di maternage, passatemi questo termine, insomma. Ecco, a fianco delle persone che hanno questa necessità appunto della certificazione, ci sono anche persone che hanno dei bisogni importanti anche sul piano del poter compiere i compiti della vita quotidiana, e quindi che hanno necessità di avere anche un assistente a scuola, quindi maggiormente compromessi su un piano motorio oppure su un piano comportamentale, e abbiamo, questo è un dato del 2018, 188 persone che nei vari ordini scolastici hanno avuto necessità di avere appunto questa assistenza. E questo è un altro dei servizi che viene garantito per poter fare in modo che le persone che i bambini possano frequentare la scuola con l'aiuto che gli serve. Vabbè, lascio perdere le diagnosi prevalenti, tanto più o meno insomma sono quelle. E il servizio, subito dopo il servizio per l'età evolutiva c'è un servizio per l'età adulta. Questo territorio è ben sviluppato rispetto anche in Veneto abbastanza ovunque, magari in altre regioni un po' meno. E qua secondo me è il valore importante, appunto, come dicevo prima, anche del lavoro dei piani di zona. Il servizio disabilità età adulta segue le persone dai 18 anni ai 64, lo fa diciamo così, attraverso strutture che sono strutture a carattere semi-residenziale, quindi diurno residenziale, e altre forme di sostegno domiciliare che sono ubicate nel territorio, e svolge funzioni di supporto alla persona e alla sua famiglia. La finalità di questi servizi è quella di rispondere ai bisogni della persona adulta, favorendone il benessere e l'autonomia nel progetto di vita, quindi seguendo questo cammino,
che diventa un cammino non più di riabilitazione, ma di accompagnamento, come dicevo prima, delle funzioni e della capacità funzionale della persona. Gli operatori del servizio monitorano il raggiungimento degli obiettivi specifici del progetto della persona, sono psicologi, assistenti sociali, educatori e addetti all'assistenza, quindi non c'è un riferimento medico, perché tutto quello che potevamo fare prima, cioè tutto quello che potevamo fare da un punto di vista sanitario l'abbiamo fatto prima, tutto quello che dobbiamo fare invece per diciamo così, completare la risposta alle persone lo facciamo con i servizi che sono i servizi della popolazione generale, quindi con il distretto che mette a disposizione i suoi specialisti nel momento in cui ce ne sia la necessità, con l'ospedale e così via, quindi diventa proprio un accompagnamento più su un piano di costruzione del cammino che vi dicevo prima. Questi sono i numeri delle, delle persone seguite. Ecco, qui vedete che c'è una sequenzialità nel dato, passiamo da 764 persone del 2016 a 825 nel 2018. Perché? Perché chiaramente le persone, cioè, c'è una stratificazione, cioè le persone nascono, crescono e entrano all'interno dei servizi, non escono con una frequenza molto veloce. Vi faccio notare questo, che più o meno abbiamo dalle 9, le 10, 15 persone nuove ogni anno, che arrivano appunto dai percorsi dell'età evolutiva, dai percorsi della nostra famiglia. Abbiamo un numero importante che cresce sempre di più di persone dai 19 ai 39 e dai 40 ai 64, quindi un numero che bene o male 10, 12, 13 unità cresce anche in queste fasce di età, mentre un numero abbastanza stabile di quelli che sono superiori ai 65 anni. Più o meno insomma sulla trentina di persone. Perché? Beh, innanzitutto perché le persone come tutte le persone vengono a mancare e quindi c'è anche non tantissime, diciamo, tra quelle che noi seguiamo, perché per fortuna la qualità della vita permette anche un allungamento. Abbiamo circa dalle 5 alle 8 persone che vengono a mancare all'interno dei nostri percorsi durante l'anno, ma perché molte volte le persone dopo i 65 anni, come noi, come tutte le persone che hanno un funzionamento, diciamo così, normale, hanno necessità di avere un intervento di tipo diverso. Ecco che allora non è obbligatorio far uscire le persone dai percorsi della disabilità ai 65 anni, cioè non è che uno compie 65 anni e va, che ne so, in una struttura per anziani piuttosto che in un centro diurno per anziani, perché comunque sta vivendo la sua vita, ha vissuto la sua vita all'interno di determinati contesti, ma nel caso in cui quel contesto non sia più indicato e più idoneo a seguire il percorso di queste persone, dobbiamo trovare una risposta diversa. Sto parlando ad esempio di passaggio da una comunità alloggio ad esempio a una struttura con un maggiore intervento sanitario. Ne abbiamo una nell'ambito della disabilità che è la RSA a San Vendemiano, oppure verso un contesto ad esempio di io la chiamo ancora casa di riposo perché faccio fatica a chiamarlo centro di servizi, ma comunque insomma le strutture per anziani, dove non stiamo facendo un torto alle persone, ma le stiamo collocando in un contesto che magari è più vicino ai loro bisogni. Potete pensare ad esempio in una comunità alloggio ci sono ragazzini dai 18 ai 40 anni, una persona di 65 anni, 67, 68 fa fatica a vedersi a volte all'interno di un contesto di questo tipo. Chiaramente questo sempre nel rispetto di ogni singola individualità. Questo è un percorso appunto che viene fatto anche insieme alle famiglie. Vediamo un po' la rete. Allora, parlando di numeri, abbiamo 268 posti di centri diurni collocati, appunto come dicevo, in varie realtà territoriali per fare in modo che ogni persona possa avere un punto di riferimento della sua rete, della sua comunità. Abbiamo 311 persone inserite nei centri diurni e 38 persone inserite nei progetti sperimentali. Adesso vi spiego anche che cosa sono.
Allora, per quanto riguarda appunto le 311 persone, le abbiamo inserite a Conegliano, a Codognè, a Susegana, a San Vendemiano, Colle Umberto, Farra di Soligo, a Mareno, a Vittorio Veneto. Ci sono ben 4 strutture a disposizione. Come dicevo appunto, in modo da rappresentare tutti i territori, anche questo è un lavoro voluto nei tavoli di piano di zona tra i comuni, che sono anche quelli che pagano la parte del servizio relativa, voluto dai tecnici dei servizi che hanno valutato l'importanza di avere dei riferimenti territoriali, non dei riferimenti per gravità, e voluto dalle famiglie, quindi con la scelta di avere il servizio il più possibile vicino a casa, anche per evitare grandi spostamenti. Questa rete di cui vi parlo è una rete che negli ultimi anni si è praticamente bloccata, nel senso che non abbiamo avuto la crescita di ulteriori centri diurni, questo un po' per la crisi, un po' per difficoltà a reperire risorse anche economiche per far crescere la rete. È vero che però abbiamo utilizzato nell'ambito delle normative che sono state messe a disposizione dalla Regione delle altre modalità di intercettare i bisogni delle persone, che credo anche siano forse, li definirei anche più mature in questo momento, e quindi abbiamo attivato dei progetti sperimentali sul territorio che hanno attualmente, vedono 38 persone inserite, che è come un centro diurno molto grande. Di solito un centro diurno ha massimo 30 persone, quindi è più di un centro diurno che però è diffuso nel territorio e quindi intercetta i bisogni delle persone con attività che sono più complementari, più adeguate a quello che è il bisogno della persona e più vicino a casa. Allora, chi c'è in questi contesti? Ci sono persone che sono da più di 20 anni all'interno di un centro diurno, che hanno sviluppato delle autonomie magari nell'ambito lavorativo, ma non in grado di poter accedere al mondo del lavoro in maniera autonoma, hanno però delle capacità che vengono intercettate e che vengono utilizzate all'interno di questi, chiamiamoli, non mi viene da chiamarli laboratori perché non lo sono, ma contesti di attività. Ecco, e quindi possono sviluppare le loro attività, le loro autonomie all'interno di questi contesti in maniera meno strutturata di quello che è un centro diurno, che a un certo punto a lungo andare diventa anche stretto per chi sviluppa delle abilità. È come noi quando andiamo a lavorare per 50 anni sempre nello stesso posto, a un certo punto se facciamo sempre le stesse cose ci stanchiamo, e queste persone ci hanno dimostrato di avere questa richiesta di poter uscire e andare in altri contesti e di sviluppare delle altre autonomie. E così siamo riusciti a dare risposta ad altre 38 persone sul territorio. Vediamo invece poi l'aspetto residenziale. Questo è un aspetto, è un po' una nota non dolente, ma insomma le famiglie fanno veramente fatica a staccarsi dai propri familiari quando hanno una disabilità, ma non solo, anche dalle persone anziane vedo che molte volte si fa veramente fatica a staccarsi. Ecco, questo è un territorio dove dal 2003 siamo passati da 30 posti di residenzialità a 120 posti. È stato un lavoro molto 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 lento, organico, importante, che ha portato adesso ad avere 120 persone che avrebbero avuto se no difficoltà a trovare un contesto nel momento in cui la famiglia veniva a mancare. I posti che abbiamo sono anche questi ubicati in maniera uniforme sul territorio, un piccolo rifugio qui a Vittorio Veneto, che era l'unica struttura che esisteva anche prima del 2003, che era ed è una certezza e un punto di riferimento. Subito dopo Vittorio Veneto, che tra l'altro nel frattempo si è anche riorganizzato
nella sua modalità di erogazione del servizio. A un certo punto appunto ha aperto Orsago, poi Soligo, poi la Fondazione Zaina Bernardi, che è gestita a sua volta appunto della Priula dal Piccolo Rifugio, il gruppo appartamento, quindi differenziando anche i livelli di autonomia che ci sono per le persone, Andy Hope, e l'RSA Papa Luciani, che ha aperto un po' non è l'ultima in ordine cronologico, e che risponde a 30 persone, appunto come dicevo a San Vendemiano, persone che hanno maggiormente compromessa la parte anche la parte fisica, infermieristica, medica, quindi sanitaria, e la parte comportamentale. In tutta questa rete noi abbiamo anche una rete di sollievi, chiamiamolo così, residenzialità temporanee, pronte accoglienza e accoglienza temporanea programmata, che intercetta i bisogni delle famiglie che hanno necessità appunto di sgravare anche un momento lo stress del lavoro di cura quotidiano, e che sono anche un modo per far provare un'esperienza di distacco, perché come dicevo prima appunto non è poi così semplice. Molte volte lavoriamo tanto con le famiglie in momenti di difficoltà e magari anche quando le famiglie cominciano ad invecchiare, però arriviamo sempre al momento in cui uno dei riferimenti familiari viene a mancare e ancora non abbiamo concretizzato già la scelta di affidare il proprio familiare all'interno delle strutture. Ecco, questo è il numero delle persone intercettate nel 2018, abbiamo 74, in teoria sono 71 le famiglie, perché alcune famiglie fanno delle esperienze anche in più di una struttura, 71 famiglie che occupano i 3 posti a disposizione del territorio quasi per il 100%, quindi c'è una rotazione continua delle persone che ci chiedono di poter avere questi momenti di sollievo. Un'altra possibilità di intervento è quella delle impegnative di cura domiciliare per le persone fisiche e per le persone che hanno problematiche di tipo fisico o per le persone con SLA. Queste sono quelle che gestiamo noi come servizio. Abbiamo circa 45 persone intercettate, ci presentano la loro progettualità per poter vivere in maniera adeguata o l'assistenza quotidiana oppure la vita indipendente nel caso in cui siano problematiche di tipo fisico, oppure la gestione appunto delle problematiche assistenziali per le persone con SLA, e hanno a loro volta erogate tramite una normativa regionale un assegno mensile dai 700 ai 1000 euro circa per pagare l'assistenza, oppure un servizio, cioè una persona che va a casa e che gestisce con loro questo percorso di assistenza. Altro aspetto importante è quello dell'integrazione lavorativa. Le persone con disabilità che hanno una funzionalità tale da permettergli di poter essere impiegate nel mondo del lavoro, hanno la possibilità di essere seguite anche dal servizio di integrazione lavorativa. Per quanto riguarda il 2018 sono state 343 le persone seguite, quelle seguite direttamente dal servizio disabilità sono 195, le altre appunto hanno problematiche di tipo salute mentale, tossicodipendenza o dipendenza da alcol, oppure seguite dai servizi per l'età evolutiva, che fanno con loro un percorso che è prodromo dell'accesso poi in età adulta. Di questi percorsi circa 160, di questi 195 persone, 160 hanno avuto un tirocinio realizzato nel corso dell'anno e 9 sono stati assunti. I numeri sono bassi, sì è vero, i numeri sono bassi, 9 persone che vengono assunte vuol dire che le persone che poi vengono immesse così nel mondo del lavoro, tra quelle seguite dai servizi, sono un numero piuttosto marginale. Ci sono 2 modi di leggere questo dato: da una parte le persone si arrangiano, cioè nel senso che chi ha delle disabilità non così importanti, voglio dire, non si avvale dei servizi della rete, che secondo me è anche positivo, perché vuol dire che le persone trovano altri canali e che la società civile, la comunità li accoglie attraverso altri canali.
oppure che il numero delle aziende che ancora hanno necessità appunto di riempire quel numero di persone da collocare come vuole la normativa è molto basso, insomma, poi le aziende sono anche in difficoltà, quindi questo è sicuramente un dato importante anche questo. Come vedete il volume del lavoro invece è molto importante perché i progetti che vengono sviluppati dall'integrazione lavorativa sono progetti di orientamento, cioè di addestramento in qualche maniera e di formazione al lavoro, di mediazione al collocamento nelle situazioni dove ci sono maggiori capacità residue, di mantenimento del posto di lavoro dove magari le persone hanno avuto un inserimento e hanno poi delle difficoltà a mantenere il posto di lavoro e così via. Tutti appunto questa mole di lavoro permette proprio di avere un'attenzione particolare a quello che sono gli obiettivi del progetto di vita della persona, migliorare la qualità di vita tramite quello che chiamiamo progetti personalizzati, perché voi avete visto che tutti questi dati che vi ho dato sono dei dati in cui c'è un continuo passare da un servizio a un altro, da una progettualità a un'altra. Perché? Perché se una persona che è stata inserita ad esempio in una comunità alloggio sviluppa delle autonomie diciamo così, delle autonomie nella gestione della casa, nella gestione del pasto, nella gestione del tempo libero, non è una persona che resta all'interno di quel contesto per tutta la vita, ma possiamo pensare che questa persona possa fare un passo e andare in un contesto dove invece si gestisce in maniera più autonoma la propria vita, come ad esempio un gruppo appartamento dove non ci sono gli operatori 24 ore su 24, ma dove gli operatori ci sono per alcune ore della giornata e quindi la persona riesce nell'autonomia con le sue autonomie a provvedere, non dico a farsi il pasto perché ci sarà l'operatore che sarà presente più o meno all'orario del pasto, ma riesce a gestirsi il tempo libero perché le persone che vivono attorno all'appartamento sono persone che si mettono a disposizione. Oppure perché ci sono le associazioni, oppure perché ci sono le comunità che fanno da perno e che quindi aiutano queste persone a vivere la loro quotidianità. Ecco, come dicevo prima è fondamentale vedere quali sono le dimensioni e accompagnare le dimensioni delle persone. Torno un attimo indietro rispetto al dato che avevo dato prima di 854 persone seguite dal servizio disabilità. Di fatto le cartelle aperte al nostro servizio sono 2000 e voi mi direte perché allora sono 854 le persone seguite? Perché sono le persone su cui c'è un intervento attivo, vuol dire che le altre persone, tanto vabbè, chiaramente un po' saranno decedute, un po' si saranno trasferite in altri territori, ma un po' di queste persone non ha più bisogno del servizio, perché magari ha trovato una collocazione all'interno di un contesto lavorativo, ha trovato un ambiente favorevole, quindi una rete che lo supporta per quanto riguarda il tempo libero, ha una rete amicale che si è costruito nel tempo e quindi non ha più bisogno dell'intervento dei servizi. Queste persone restano in carico in servizio, cioè c'è una cartella aperta, ma non le conteggiamo tra le persone che seguiamo. E riteniamo che il numero maggiore di persone che noi gradualmente non seguiamo sia il valore aggiunto che questo territorio dà alle persone con disabilità, che sono né più né meno persone come tutti quanti noi e che devono essere seguite nel percorso, nel cammino che dicevo prima, ma possono anche non essere seguite perché non ne hanno più bisogno. Anni fa, tantissimi anni fa, quando andavo all'università, c'era un docente universitario che diceva: il servizio che funziona non ha utenti. Era un po' un paradosso, però è proprio così. Cioè, se un servizio funziona bene, le persone non hanno più bisogno di quel servizio. E questo è quello a cui noi tendiamo nel nostro lavoro
anche all'interno dei piani di zona, cioè di non essere necessari, ma di mettere tutta la nostra competenza a disposizione della vita delle persone, perché la vita diventi supportata, chiaramente perché stiamo parlando di persone con disabilità, non supportata, perché non sarebbe il nostro obiettivo, ma supportata dalla rete. Chiudo con il parlarvi delle nuove sfide. Una delle normative, delle leggi volute dalle famiglie è quella sul dopo di noi. Una legge di poche pagine, molto indeterminata, nel senso che non dice tante cose, quindi lascia a noi l'interpretazione. Tra l'altro un'interpretazione molto difficile in un territorio dove ci sono tante risorse, perché è più facile applicarla dove risorse non ce ne sono, ma dove ci sono tante risorse è difficile trovare la nicchia dove andare a dare appunto risposta alle persone. Vabbè, ci stiamo provando, è una sfida, lo stiamo affrontando insieme alle associazioni, agli enti gestori che si sono messi a disposizione, che hanno presentato dei progetti nel bando che è uscito da poco in Regione Veneto, con il compito di sperimentare esperienze residenziali in contesti che non sono quelli strutturati, quindi in appartamenti, avviare percorsi di autonomia, perché prima di poter dire vado a vivere da solo devo anche intercettare il tuo bisogno di come vivi durante la giornata, individuare forme di sostegno per soluzioni domiciliari alternative, questo lo dice la legge, ai grandi istituti e alle residenze sanitarie assistite. L'ho lasciato scritto qua perché non è che qui in questo territorio noi abbiamo alternative ai grandi istituti, che non ne abbiamo per fortuna, perché anche il GRIS si sta riconvertendo piano piano e non è più un grande istituto, e le residenze sanitarie assistiti abbiamo appunto una unica struttura che è necessaria e importante per le persone che hanno necessità importanti appunto sul piano dell'assistenza. Ma l'ho lasciato perché vi dice che la legge ne parla di questo, quindi parla forse di altre realtà, altri contesti dove non c'è praticamente nulla, non c'è una rete. Ecco, i percorsi previsti dalla legge 112 sono 5 linee, la linea A che sono dei percorsi di accompagnamento verso la vita autonoma, la linea B interventi di supporto alla domiciliarità, quindi quando già si va a vivere in un contesto e appunto vengono sviluppati quelli che sono gli accompagnamenti e la gestione della vita quotidiana. La linea C, progetti di accrescimento della consapevolezza quotidiana del poter vivere da soli. La linea D, interventi di innovazione per le soluzioni alloggiative. La linea E, la permanenza temporanea in soluzioni abitative extrafamiliari. Allora, le prime 3 linee sono quelle che si sovrappongono, anche l'ultima, che si sovrappongono un po' ai percorsi che noi abbiamo. Però in questo territorio ci sono 3 reti di soggetti che hanno presentato la domanda e che hanno presentato 5 progetti e che coinvolgeranno circa 20 persone. Non è facile capire come lo faremo, perché lo stiamo cominciando a fare adesso. Quello che è facile capire è che lo dobbiamo fare in un'ottica di coprogettazione, dove tutti mettono a disposizione la loro competenza, quindi gli enti gestori che si sono offerti come capofila o come partner della rete mettono a disposizione la loro competenza per poter costruire un servizio. I servizi sociosanitari mettono a disposizione la loro competenza per individuare insieme alle famiglie quelle che possono essere le persone che vengono intercettate da questi percorsi, e le famiglie mettono a disposizione anche la loro capacità finanziaria, perché si tratta di servizi che sono dei servizi, anzi scusatemi, non sono dei servizi, sono delle attività che non hanno una retta e che non devono avere una retta, ma che hanno invece una
opportunità di sviluppo di una vita autonoma molto simile a quello che le famiglie si aspettano, cioè io vorrei che il mio familiare potesse vivere tutti i giorni in un appartamento assieme ai suoi amici, magari vicino a dove abitiamo noi. Io vorrei che il mio appartamento a disposizione, quello che ho sopra il mio dove vivo, possa essere messo a disposizione. Vorrei che qualcuno gestisse l'assistenza del mio familiare insieme ai suoi amici qui dentro. Ecco, quando 20 anni fa qualcuno dei familiari veniva a dirci questo, noi dovevamo rispondere: è impossibile, non riusciamo a farlo, perché non riusciamo a organizzare un servizio, qualcuno che viene regolarmente. E poi è un problema giuridico, un problema normativo, un problema: come fai a dire il mio amico viene a vivere qui con me, come lo normiamo da un punto di vista giuridico? Ecco, adesso questa legge forse ci sta dando una mano nel poter sviluppare questo aspetto, perché il bisogno della persona, della famiglia, messo in rete con l'ente pubblico, i privati del terzo settore e altri enti anche che non si occupano di disabilità, può forse creare questa risposta. Quello che è importante e che speriamo che possa succedere è quello di riuscire a attivare persone e risorse del territorio perché costruiscano una rete che possa dare questa risposta di inclusione, perché questa è la vera e propria risposta di inclusione. Cioè io non prendo una persona e la metto all'interno di una struttura, ma la società civile, la comunità si mette a disposizione di questa persona per creare un percorso che sia un cammino sociale. Il soggetto capofila deve essere per forza una persona che capisce quali sono i bisogni delle persone con disabilità e che capisce quali sono i servizi da mettere in atto, quindi i servizi di assistenza. E il ruolo invece dell'azienda sanitaria è un ruolo prettamente marginale, cioè deve soltanto garantire la correttezza e la legalità dell'azione amministrativa, cosa che ha fatto, e favorire la massima partecipazione dei soggetti privati alle procedure di coprogettazione, che però devono mantenere in capo a sé la titolarità delle scelte. Ecco, questa è la parte più difficile in questo momento, perché quando partiamo in un territorio dove risposte ce ne sono tante, risorse ce ne sono tante, il rischio di dire: ma perché devo fare questa cosa? Perché devo fare questa cosa che è una cosa che non ha un fondamento, una base, che non si sa se sarà finanziata in futuro? Ecco, lo dobbiamo fare perché dobbiamo credere nella vita della comunità, dobbiamo credere che dobbiamo occuparci giorno dopo giorno di persone che sono esattamente come noi ma che hanno qualche cosa che gli manca, e che in questo qualche cosa che gli manca l'unica cosa di cui hanno bisogno è che noi società civile, quindi non noi ULS, noi enti, noi comuni, ma noi società civile, noi persone, possiamo metterci a disposizione della costruzione del loro cammino. Ecco, spero di non aver fatto confusione in quest'ultima parte e vi ringrazio. Grazie, dottoressa Vescovi. Un panorama a 360 gradi, una visione ampia, problematica sicuramente, numeri ma in realtà volti, persone, storie, e con ogni persona una famiglia. Credo che già gli ultimi minuti del suo intervento si abbiano introdotto nel secondo intervento. Dottor Angelo Ferri, che ci parlerà della legislazione a favore delle persone con disabilità, quello che è il patrimonio legislativo e quelle che sono poi le operazioni per dar gambe alle leggi. Tenete presente che il convegno, come ogni anno, è frutto di un lavoro che la Commissione per la Pastorale della Salute fa, e quando ci siamo messi davanti a quest'area su cui volevamo intervenire e abbiamo delineato i tre passaggi, ci siamo chiesti: chi può fare il primo?
chi può fare il secondo, chi può fare il terzo. E abbiamo scoperto che il secondo passo potevano farlo proprio un membro del consiglio stesso della pastorale della salute. Infatti il dottor Ferri, che tiene abitualmente anche una rubrica sul Salute Repubblica, dal punto di vista giornalistico, in virtù del suo essere specialista in medicina legale e geriatria, è stato docente nelle scuole di specializzazione in medicina legale e già presidente della commissione medico-legale provinciale per l'invalidità civile, 13 anni per cui di esperienza insomma ne ha accumulata anche dal punto di vista legislativo. In virtù di questo viene costantemente nominato al Tribunale Treviso come consulente medico legale. Naturalmente è autore di molti lavori riguardanti la disabilità, che poi sono diventati anche patrimonio legislativo attraverso una circolare del Ministero del Tesoro. Recentemente ha stilato una perizia medico-legale di cui si avvalse il Tribunale di Palermo. Bello la sottolineatura della dottoressa Vescovi a questo proposito, che non ci sono disabili extracomunitari e disabili comunitari. Ecco, il dottor Ferri ha fatto appunto ha dato spessore alla possibilità di risolvere un problema che riguardava la richiesta di protezione internazionale a favore di profughi. Allora, ad Angelo Ferri, la legislazione a favore delle persone con disabilità. Io quando devo introdurre il tema della disabilità vedo che mi vengono in mente spontaneamente alcuni versi che io ho imparato al liceo, cioè Paulo Maior Acadamus, non omnes arbusta juvent umilesque mirice, non tutti si curano delle cose umili. Sono i versi della protesi o invocazione della quarta egloga di Virgilio, che 2000 anni fa circa si è fatto paladino involontario degli ultimi, della disabilità. Ecco, questi sono i versi che io preferisco di più. Passiamo direttamente al tema che mi è stato affidato, cioè la legislazione a favore delle persone con disabilità fra evoluzione teorica e difficoltà operativa. Ricordo, e ne ho parlato nell'ultima pastorale di 2 mesi fa circa, che lunedì 3 dicembre dello scorso anno si è celebrata la giornata internazionale delle persone con disabilità, un appuntamento proclamato dall'ONU nel 1981 per promuovere i diritti ed il benessere dei disabili e la loro inclusione nella vita politica, sociale, economica e culturale. E quale migliore occasione, quale migliore kairos nel senso greco del termine, ovvero tempo opportuno, per ricondurre al nostro tema il suggestivo titolo proclamato dall'ONU nella suddetta giornata internazionale delle persone con disabilità, Empowering Person with Disabilities and Ensuring Inclusiveness and Equality. Al centro ancora una volta l'inclusione e l'uguaglianza, secondo le linee guida dell'Agenda 2030, che ha inserito la salute e il benessere per tutti fra i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle nazioni. Chi è il vero disabile? La moderna concezione della disabilità è il prodotto di un cambiamento ampio di paradigma. Al modello medico si è sostituito un modello sociale, importantissimo. Nel modello sociale quello che prima era un problema personale è divenuto un problema della collettività. Alla cura medica e al trattamento individuale si affiancano che cosa? La necessità di integrazione e conseguentemente l'azione sociale e politica che non può mancare. La modificazione dell'ambiente diventa importante quanto l'intervento sulla persona. Modificazione dell'ambiente. Avere accesso all'istruzione, alla salute, ai trasporti, al mondo del lavoro, partecipare alla vita sociale, muoversi senza ostacoli, avere una vita il più possibile indipendente. Diritti delle persone con disabilità spesso ancora disattesi, nonostante siano sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2006, ratificata dal nostro Paese dal 2009, 10 anni fa. L'occasione per accendere un faro sui troppi ostacoli che impediscono una piena inclusione nella società è stata la giornata internazionale delle persone con disabilità, svoltasi, come sopra ricordavo, il 3 dicembre del 2018.
Giornata internazionale indetta dall'Assemblea dell'ONU nel 1992 proprio per promuovere i diritti e il benessere delle persone con disabilità di ogni aspetto della vita. Il tema scelto quest'anno è il coinvolgimento delle persone con disabilità nell'ottica di garantire l'inclusione e l'uguaglianza come parte dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che ha l'obiettivo di non lasciare indietro nessuno. Qual è la situazione in Italia? Sono passati 10 anni. Secondo l'Istat, nel nostro paese sono circa 4 milioni e mezzo le persone con disabilità. Di queste 2 milioni e 600 mila hanno un'età superiore ai 65 anni, una persona su 3 vive da sola, quindi con maggior rischio di vulnerabilità, in quanto non può contare sull'aiuto familiare. Sono dati molto preoccupanti secondo gli esperti dell'Osservatorio Nazionale della Salute delle Regioni Italiane. Il problema più grave è la perdita di autonomia. Fra le persone con più di 75 anni, 1 su 5 ha gravi difficoltà in almeno un'attività quotidiana. Una persona ultra cinquantenne su 10 non è autonoma nell'uso del telefono, nel prendere le medicine o nel gestire le proprie risorse economiche. Oltre una persona su 4 non è in grado di prepararsi i pasti, fare la spesa o svolgere attività domestiche. Quasi una persona su 4 ha gravi problemi di motilità, non riesce a camminare o a salire le scale, il 5,3% non riesce a sentire, il 6,6% non vede. Il rapporto di questo osservatorio, inoltre, sottolinea la scarsità di servizi dedicati alle persone con disabilità e le poche risorse disponibili rispetto ad altri paesi dell'UE, dell'Unione Europea, con le famiglie costrette a supplire alle carenze di istituzioni nazionali e locali. La disabilità, sottolinea l'Osservatorio Nazionale della Salute nelle Regioni Italiane, è una condizione che interesserà sempre più italiani. Per questo il nostro sistema di welfare si troverà ad affrontare una domanda crescente di servizi per assicurare a queste persone l'assistenza sanitaria e sociale e il diritto a vivere una vita indipendente. Le proiezioni per il 2028 indicano che fra gli ultra 65enni le persone non in grado di svolgere attività quotidiane per la cura di se stessi, dal lavarsi al mangiare, saranno circa 1.600.000, 100.000 in più rispetto ad oggi, mentre quelle con problemi di autonomia, per esempio prepararsi i pasti da sola, gestire le medicine e le attività domestiche, arriveranno a circa 5 milioni, 4.700.000. Una vita davvero indipendente e autonoma, sottolinea questo osservatorio, non può realizzarsi senza un'adeguata copertura finanziaria, per cui è necessario investire a lungo termine e aumentare il sostegno economico per garantire i diritti fondamentali di tutti contro ogni discriminazione. Nel nostro Paese siamo ancora lontani da una cultura della disabilità. Ci sono regioni a macchia di leopardo, no? Che sia inclusiva in tutti gli ambiti della vita. A volte pare quasi di sentire un proclama, il lamento di chi grida forte, non siamo un mondo a parte. Tuttavia non siamo all'anno zero, abbiamo ottime leggi, anche se non attuate pienamente, sebbene le risorse disponibili non siano sufficienti per dare concreta attuazione ai diritti. Io mi rendo conto che la mia relazione, questo piccolo intervento, potrebbe essere troppo specialistico, quindi risultare incomprensibile, per cui ho sintetizzato al massimo. Perché le leggi a tutela dei disabili? Le persone con disabilità, ecco perché, le persone con disabilità risentono maggiormente delle carenze sanitarie, hanno minore accesso all'istruzione, minore opportunità economica e tassi di povertà più alti rispetto alle persone senza disabilità. Ciò è in gran parte dovuto a carenza di servizi, alle limitazioni nell'accesso alle tecnologie di informazione, alla giustizia e ai trasporti, senza considerare però i molti ostacoli che devono affrontare quotidianamente. Le persone con disabilità sono molto più a rischio di violenza. Le probabilità che i bambini con disabilità, secondo l'ONU, subiscano violenza è di 4 volte maggiore rispetto ai bambini non disabili. I fattori di rischio derivano da stigma, cioè dal marchio,
discriminazione e ignoranza, così come la mancanza di sostegno sociale per coloro che si prendono cura dei disabili. Per coloro che si prendono cura dei disabili c'è poco sostegno sociale. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile si fonda sul principio che nessuno sia lasciato indietro. In particolare il documento mira a un rafforzamento dei servizi sanitari nazionali e al miglioramento di tutte le strutture affinché rendano possibile un effettivo accesso ai servizi per tutte le persone. Sensibilizzare l'opinione pubblica al fine di favorire l'integrazione e l'inclusione delle persone con disabilità permetterebbe un processo rapido verso uno sviluppo inclusivo e sostenibile in grado di promuovere una società resiliente, cioè capace di affrontare e superare eventi traumatici per tutti, attraverso l'eliminazione della disparità di genere, il potenziamento dei servizi educativi e sanitari e in definitiva l'inclusione sociale, economica e politica di ogni cittadino. Volevo fare questa premessa per introdurre le leggi a favore dei disabili. Vengo rapidamente al contenuto della mia relazione, la legislazione a favore delle persone con disabilità fra evoluzione teorica e difficoltà operativa, ovvero il passare in rassegna la legislazione della disabilità, e per fare ciò un po' di storia non guasta, anzi rende giustizia a coloro che, impegnandosi prima di noi, hanno contribuito allo sviluppo dell'attuale legislazione che caratterizza un welfare state o il suo fallimento o la sua negazione. Non si può prescindere dal richiamare alcuni aspetti dell'evoluzione di questa forma di tutela, inquadrabile nell'ambito del sistema della sicurezza sociale. L'iter storico, se vogliamo, vengo qui rapidamente, inizia già 4-5 mila anni or sono con la ripartizione dei rischi ai fini di mutua assistenza fra gli scappellini egizi addirittura, in cui le forme di mutualità, più che rivolte alle conseguenze di malattie invalidanti, miravano a salvaguardare la persona, i beni mobili, attraverso cui si esplicava l'accumulo del patrimonio. Per alcuni autori un substrato religioso pare ascriversi anche alla finalità assistenziali della civiltà greca e romana, senza tuttavia che si realizzasse una tutela della persona disabile, che appartiene a fattispecie giuridicamente più evolute. Nel periodo classico, ad esempio, della civiltà greca, secondo una disposizione di legge che probabilmente risaliva a Solone o a Pisistrato, coloro che non erano in grado per minorazioni fisiche di compiere alcun lavoro, di guadagnarsi il sostentamento, in greco adiunatoi, ricevevano dallo Stato un sussidio di 2 oboli al giorno, a condizione che possedessero meno di 3 mine, circa 300 lire oro. Questa è nella Costituzione di Atene di Aristotele. Ad esempio la Boulé, o il Consiglio dei 500, fra i greci, aveva il compito di redigere una lista di persone che dopo un'inchiesta, dokimasia, risultassero trovarsi in disagiate condizioni. In una efficace orazione attribuita a Lisia per l'invalido, un tale accusato di percepire, a proposito di falsi invalidi, indebitamente l'assegno statale, pronunciò davanti ai 30 tiranni la sua difesa scritta da Lisia per dimostrare infondata la contestazione del suo diritto a continuare a ricevere il sussidio. Per venire rapidamente a noi, al nostro nord-est, nella Repubblica Serenissima, i capimastri appartenenti all'arte dei calafati, calafatare una barca, no? Avevano l'obbligo di assumere nel rapporto di 2 su 12 giovani anche i maestri veterani, gli anziani, che a causa dell'età non potevano tenere in proprio dei lavoranti. Al di fuori di queste forme di tutela corporativa, l'assistenza ai indigenti era lasciata a forme di pietismo religioso. Solo nel secolo dei lumi la carità verso i più derelitti, in quanto espressione di religiosità, guardate come cambia la situazione, viene messa in discussione dalle menti più illuminate che propongono di sostituirla con una carità laica ispirata a concetti di solidarietà basata sulla uguaglianza sociale e fondata sulla ragione. Cosicché le più vecchie società corporative vengono sciolte, dapprima in Francia e poi in Europa, man mano che si affermavano i principi egualitari, tanto che un decreto girondino del 14 giugno del 1791 proibì tutte le associazioni degli operai e dei lavoranti, definendole un attentato alla libertà e contrarie alla dichiarazione dei diritti dell'uomo.
Qui si ferma anche Foscolo, che nell'immortale Carme ai Sepolcri, che prende spunto dall'editto di Saint-Claude, no? Del 12/6/84, in cui fa capire che cessa il fatto intimistico e il sentimento della pietà assurge a normativa di interesse pubblico, divenendo essa, la pietà, un dovere primario dello Stato verso i suoi cittadini. Negli anni precedenti al 1935 in Italia, quindi precedenti il secondo evento mondiale, nei paesi di area anglosassone si affermano forme di tutela statuarie con normative su cui si fonda il cosiddetto welfare state. Letteralmente il termine inglese social security ha un significato ampio, irenico, no? Sovrapponibile a libertà dalle preoccupazioni, dalle apprensioni, dall'ansietà, dallo stato di allarme. La tutela sociale, la tutela dal bisogno è contemplata in numerosi articoli della nostra Costituzione, approvata, se vi ricordate, il 22/12/47 e in vigore dal 1 gennaio del 48, intesa come protezione dell'invalidità non assoggettata a forme contributive. Sono i più begli articoli che abbia mai letto. Il 2, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, e richiede l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. L'articolo 3, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale davanti alla legge. L'articolo 4, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. L'articolo 32, la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. In sintesi, gli articoli dicono delle cose importanti, significano che esistono dei diritti inviolabili che appartengono ad ogni singolo individuo. Fra i diritti inviolabili c'è il principio della uguaglianza di fronte alla legge. Il diritto alla tutela della salute è un altro dei diritti inviolabili sanciti dalla Costituzione e la condizione di handicap non dovrà mai essere causa di discriminazione. La persona che ne è portatrice non solo deve essere opportunamente curata, diritto di tutela alla salute, ma deve avere le stesse possibilità di una persona, principio di uguaglianza. Tali articoli sono ripresi anche nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo pronunciata a Parigi il 10/12 del 48, in cui sinteticamente viene enunciata la locuzione sicurezza sociale. In sostanza, la tutela sociale della disabilità rientra nella finalità dello Stato democratico, ispirandosi a quei principi di larga civiltà delineati dalla Costituzione. Ma i capisaldi della fonte di tutela sociale sono essenzialmente tre. La legge 118 del 71, la 104 del 92 e la 68 del 99. Questi sono i caposaldi. Pietra miliare dell'attuale sistema di sicurezza sociale è la legge 118 del 71. Antesignana di che? Antesignana anche dell'odierna legge quadro, la 104 del 92, sui portatori di handicap, la cui ratio è il collocamento obbligatorio, sto parlando del 118 del 71, e quindi la protezione e il reinserimento al lavoro di categorie di cittadini escluse dal lavoro e comunque da un'assistenza economica non legata a forme contributive. La definizione di invalido civile, che ne fa l'articolo 2 di questa legge fondamentale, dice che si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo. Quanto ho lottato io in 13 anni di presidenza per far accettare dalle ULSS, allora era di competenza del Ministero del Tesoro, questa dicitura. O se minori di anni 18 che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie delle loro età.
Ai soli fini dell'assistenza sociosanitaria e della concessione dell'accompagnatoria si considerano mutilati e invalidi i soggetti ultra 65 anni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età. Dunque, poi c'è un articolo, l'articolo 2 della 509 dell'88, anche questa fondamentale, ma che risale alla 118 del 71, impone inoltre che la definizione delle minorazioni sia riferita alla classificazione internazionale delle menomazioni, CDH, elaborata dall'OMS. Questa classificazione adotta i termini menomazione o minorazione, congenita o acquisita, organica e funzionale, impairment, disabilità, disability, handicap, fra loro correlate, sicché la minorazione, l'invalidità, può essere causa di disabilità, incapacità e di handicap, svantaggio sociale. Vi è pertanto una stretta correlazione anzi, fra la definizione di invalidità civile e quella di portatore di handicap, come definito dalla 104 del 92. Così che tutti gli invalidi civili possono rientrare nella categoria dell'handicap prevista dalla 104 del 92, non dimentichiamolo, se ne dimentica qualche commissione, ma non è vero il contrario, non è automatico che il portatore di handicap sia anche riconosciuto invalido civile. Tralascio anche chi ha fatto l'accertamento, insomma un po' di storia, e passo rapidamente alla 104, io la adoro questa legge, l'ho molto studiata, la legge con la quale si diede una svolta alle tutele, o meglio un approccio meno disordinato alle tutele, è la 104 del 5 febbraio 92, che recita così: legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Vale a dire che la finalità della 104, così come la ratio della 118 del 71 era il collocamento obbligatorio, la ratio della 104 è la valutazione dello svantaggio sociale. Come si comprende dal titolo, questa legge entra nel merito di qualsiasi aspetto riguardante una persona portatrice di handicap e ha le seguenti finalità: garantire il rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e autonomia, garantire la piena integrazione familiare, scolastica, lavorativa e sociale, assicurare servizi e prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione e la tutela giuridica e economica. C'è un articolo, l'articolo 3, il comma 1, che chiarisce che persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, disatteso questo articolo, disatteso completamente, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione. La persona handicappata è riconosciuta come grave quando ha una ridotta autonomia personale, non totale, ridotta, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale. L'Italia già nel 2013 ha adottato il programma d'azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità. Tale programma ha cambiato la condizione di disabilità, si spera, nel nostro Paese. Per la prima volta i disabili non vengono più trincerati all'interno delle politiche del welfare, ma diventano un soggetto delle politiche nazionali, regionali e locali, non più minorati, ma persone con diversità da valorizzare. Le linee d'azione della legge sono 8 e sono così articolate: riconoscimento della condizione di disabilità, valutazione multidimensionale finalizzata a sostenere il sistema di accesso a servizi e benefici e progettazione personalizzata, politiche, servizi e modelli organizzativi. 3. Salute, diritto alla vita, abilitazione e riabilitazione. 4. Inclusione scolastica e processi formativi. 5. Lavoro e occupazione. 6. Promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità. 7. Cooperazione internazionale e proiezione internazionale delle politiche sulla disabilità. 8. Sviluppo del sistema statistico e del monitoraggio dell'attuazione delle politiche. Sintesi è questa, la 104. Quindi riguardava lo svantaggio sociale.
Invece la legge sul cosiddetto collocamento obbligatorio, la 68 del 99, punta a che cosa? All'inserimento e alla integrazione lavorativa delle persone disabili ed è un insieme di norme per garantire il diritto al lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Si applica a 4 categorie di disabili: persone di età lavorativa affetta da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e disabili intellettivi che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, limite, quindi dal 44 in poi. Le persone invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertato dall'INAIL, stiamo parlando di un altro ambito che è quello dell'INAIL, però rientra nella 68. 3. Le persone non vedenti o sorde, 381, 382 del 90, se non sbaglio, del 92, legge. Le persone invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio. L'accertamento di queste condizioni di disabilità è svolto dalle stesse commissioni previste dalla legge 104. C'è un po' di caos. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a garantire la conservazione del posto del lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità. Della legge, guardi, qui l'ho appena accennato, guardate, sulla legge dopo di noi ha parlato la dottoressa, quindi accennerei per qualcosa, ma mi preme invece far parlare fra poco la Paola, magari se ti vuoi mettere qui, per cortesia. E perché? Perché abbiamo trovato delle difficoltà operative, no? Il titolo della mia relazione è Legislazione a favore delle disabilità, tra evoluzione teorica e difficoltà operativa. Dunque, siediti pure qua Paola. Nel canto quinto dell'Inferno si dice: or incominciano le dolenti note a farmisi sentire, or so venuto là dove molto pianto mi percuote. E così. Difficoltà operative, sostengo io, o meglio, sommessamente le chiamerei riscontri di insensibilità operativa. Vorrei soffermarmi in particolare su un decreto di larga civiltà, il decreto Tommaso Padoa-Schioppa e Livia Turco del 2 agosto del 2007, sono trascorsi 11 anni, con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in concerto con il Ministero della Salute, emanavano un elenco in cui si individuavano le patologie rispetto alla quale erano escluse le visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante. Non è così. E la Paola spiega perché. Poi riprendo io. Io sono una mamma di un ragazzo autistico e niente, ho sempre combattuto, fin da piccolo fino adesso che ha 18 anni. Mi fa paura adesso che ha 18 anni. Come faccio a metterlo nel campo lavorativo? Io abito a Uderzo, quindi non ho garanzie, non ho strutture da dire che mi possono dare un aiuto. Spero tanto nella nostra famiglia di Uderzo, della nostra famiglia CFP, che sta frequentando Thomas. E da quando ho conosciuto questa scuola ho cominciato a vivere, a respirare. E ha fatto ormai 4 anni, quest'anno è l'ultimo anno. E ho cominciato a respirare perché sulle scuole d'obbligo ho avuto aiuti, non posso dire di no, ma tanti ostacoli, tanta fatica, tanta da combattere con le persone, far capire, cercare di essere aiutata, le frustrazioni che aveva il ragazzo, perché posso dire che è un ragazzo adesso, ma quando era piccolo era un bambino. E cioè, ho una situazione anche, oltre a questo, con un marito cardiopatico
grave, adesso è stato messo anche in lista d'attesa per il trapianto, tuttora è in ospedale e non so neanche come andrà. Gestire un figlio autistico e gestire anche un marito con lesionato anche un po' il cervello, quindi cosa vuol dire? Sovraccaricarmi ancora di altri problemi davanti, però non mi fermo e non mi fermerò mai. E finché avrò vita vado avanti. E io posso dire grazie anche al dottor Ferri, che è il mio medico di base, e senza di lui non potevo avere avuto i miei diritti, perché assistenti sociali non ho avuto grossi, posso dire grossi aiuti. Ho cercato di aggrapparmi a lui, ho cercato di anche un po' da sola capire come fare e anche per questo ragazzo gestire a casa, saper come fare. Noi, io e mio marito, adesso purtroppo dico ha i suoi problemi, però ci siamo sempre dati una mano l'un con l'altro. E a livello sportivo, tuttora sta frequentando uno sport. Attraverso questo sport ho visto tantissimi miglioramenti, anche a livello autonomia. Però dico, se non ci siamo noi, cosa fa? Noi facciamo chilometri per poterlo fargli fare questo sport che a lui piace tantissimo e andrò avanti così, finché Dio mi aiuti ad andare avanti. Grazie. Ecco, questo decreto che io reputo di larga civiltà stabiliva che i soggetti portatori delle menomazioni di Thomas, ad esempio, non fossero richiamati, fossero esclusi dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante. Thomas è stato chiamato 4 volte, quindi è stata illegale la chiamata presso queste strutture provinciali, non dovevano chiamarlo. Ho voluto aiutare la famiglia e ci siamo riusciti, dopo la 4ª volta è diventato permanente, se non sbaglio. La 104 scade nel 2021, quindi io lo dovrò riportare di nuovo a fare la visita, controllo. Ecco, al punto 10 ad esempio di questo decreto Tommaso Padoa Schioppa Turco, Livia Turco, patologie mentali dell'età evolutiva e adulte con gravi deficit neuropsichici della vita di relazione non devono essere più chiamati, e lui è stato chiamato in 5 anni 4 volte, se non sbaglio, ti puoi accomodare, quindi legge disapplicata, poco osservata, grazie, non saprei come meglio definire, legge elusa arbitrariamente, sebbene chiara nei contenuti. Ma in molti casi si tratta di disagi affrontati da persone con patologie gravi e irreversibili che non avrebbero dovuto essere convocate, in quanto esonerata dalla rivedibilità in base alla legge. Capita anche che alcuni cittadini chiamati alla visita di controllo si vedano sospesi i benefici, assegni, indennità o permessi e congedi lavorativi nel periodo che intercorre fra la scadenza del certificato di invalidità civile o di handicap e la nuova visita di revisione, nonostante sia vietato dalla legge dalla 114 del 2014. Tempi di attesa, rapidamente, questa è la fonte del Corriere della Sera, 19-12-18 a firma di Maria Giovanna Faiella. In aumento le segnalazioni di ritardi, specie da parte di chi, stiamo parlando delle dolenti note, di chi ha un tumore nonostante la normativa ora vigente preveda un iter più semplice e tempi in teoria più veloci per il riconoscimento di invalidità, fino a ben 7 mesi per arrivare alla prima visita,
178 giorni per l'invalidità civile, disabilità e infermità varie, 227 giorni per la sordità, 215 giorni per la cecità. Tanto è vero che la Corte dei Conti nel 2017 rivolgeva un severo appunto alla gestione INPS, appunto rimasto inascoltato perché l'anno dopo, precisamente l'11-12-2018, il 21esimo rapporto PIT Salute, tenutosi a Roma, sebbene registrasse un calo delle segnalazioni dei pazienti riguardo alle visite di rivedibilità, fatte cioè per controllare la condizione di invalidità o di handicap, evidenziava ancora la lentezza dell'iter burocratico, l'esito negativo degli accertamenti, i tempi lunghi per l'erogazione dei benefici. In tale relazione si apprende che in media si attendono 7 mesi per essere convocati, 9 mesi per ottenere il verbale e più di un anno prima che siano riconosciute le agevolazioni cui si ha diritto, ossia più di un anno per ottenere i benefici concessi dalla legge e spettanti di diritti. Non parlo delle difficoltà operative quali ad esempio la mancata o scarsa integrazione delle commissioni mediche delle ASL da parte dei medici dell'INPS. Non parlo parlo solamente che di come si può fare, di come il legislatore ha cercato di sveltire. Ad esempio dal 2012 non è più possibile presentarsi direttamente davanti al giudice e iniziare la causa giudiziaria se prima non si è concluso l'ATP, cioè l'accertamento tecnico preventivo, ovvero un'analisi di verifica delle condizioni sanitarie che legittimano le pretese che il ricorrente intende far valere in giudizio. L'istanza di accertamento tecnico preventivo va presentata entro 6 mesi dalla notifica del verbale presso il giudice ordinario con l'assistenza di un legale. Il termine per la presentazione del ricorso è perentorio, dopodiché sarà solamente possibile presentare una nuova domanda amministrativa. Le fasi da eseguire sono lunghe. Entro 6 mesi dalla ricezione del verbale che si vuole contestare si presenta al tribunale competente istanza di ATP, di accertamento tecnico preventivo. Il giudice nomina un consulente tecnico d'ufficio, generalmente un medico legale, che provvede a stendere una relazione. Alla sua attività di perizia è presente anche un medico legale dell'INPS. Il consulente invia la bozza al cittadino e all'INPS e attende le osservazioni, quindi deposita la relazione definitiva presso il giudice. Il giudice chiede formalmente all'INPS e al cittadino se vi sono contestazioni. Se vi sono contestazioni andiamo alle calende greche, fissando però un termine perentorio non superiore ai 30 giorni entro cui presentarle. Se l'INPS o il cittadino intendono contestare la relazione del perito medico-legale, devono proporre il ricorso introduttivo del giudizio, specificando i motivi della contestazione. Si procede nel processo vero e proprio fino all'emissione della sentenza definitiva, la sentenza è inappellabile, 4-5 anni. Allora, per concludere, nei miei 3 lustri di lavoro a presiedere la Commissione Medico-Legale Provinciale del Ministero del Tesoro ho assistito a molti cambi di passo sulla disabilità, alcuni comprensibili, altri illogici, altri deprimenti in tema di tutela della disabilità, altri controversi, come ad esempio la scarsissima applicazione della civilissima legge Padova-Schioppa-Turco, di cui ho appena parlato. Nell'ambito della valutazione della disabilità si è assistito ad un profondo cambiamento, si sta assistendo ad un profondo cambiamento di cultura anche da parte degli addetti. La presa in carico complessiva e globale della disabilità, seppur non compiutamente attuata, è ormai un punto fermo di chi opera in questo settore. Io sono convinto che la conoscenza, l'impegno di ognuno di noi, la partecipazione attiva delle varie figure coinvolte alla tutela e all'impegno verso la disabilità, la forza degli argomenti, la presa di coscienza che una minorazione non equivale ad una totale disabilità, la responsabilizzazione delle parti sociali possono contribuire a portare adeguati correttivi alle difficoltà operative che abbiamo viste, operative e valutative in questo delicatissimo ambito che impatta su categorie svantaggiate quando esse non possono procurarsi attraverso il lavoro i mezzi necessari al sostentamento.
Occorre però che i sistemi sociali e le metodologie medico-legali, ne metto in discussione anch'io, siano le più appropriate, consentendo la realizzazione della finalità delle leggi. Infatti il procedimento scientifico alla base della valutazione medico-legale delle disabilità del disabile non può prescindere dalla finalità che deve raggiungere con l'accertamento della disabilità, finalità che si può ben sintetizzare nella volontà del legislatore di fornire diritti e benefici alla persona svantaggiata per motivi di salute, tale da consentire da un lato l'effettività del diritto alla salute e dall'altro la rimozione di tutti quegli ostacoli che si frappongono all'uguaglianza sostanziale dei cittadini. Grazie. Grazie, dottor Ferri. L'ampia luminosità della legislazione e la nebbia folta dell'attualizzazione delle leggi. E grazie anche per aver fatto da ponte, da mediazione per l'intervento di mamma Paola, che credo che fa bene sentire il vissuto, anche se fa male sentirlo per il contenuto. Ultimo passo, lo chiediamo a dottoressa Sandra Strasser, che è direttore nonché capo dipartimento dell'unità cerebrolesioni acquisite, anche responsabile dell'area neurofisiatrica dell'Istituto Scientifico Eugenio Medea di Bosisio, una realtà della nostra famiglia. È una ricercatrice con varie pubblicazioni, docente in università, e però il fiore all'occhiello, lo dico qui a Ceneda, è che è cenedese doc, per cui gioca in casa. Grazie Don Roberto. Il mio titolo è impegnativo. Dopo aver sentito le relazioni precedenti sulle varie realtà del territorio e come queste realtà si integrano per dare delle risposte sui limiti della legislazione, ma anche su alcune facilitazioni che man mano la legislazione ci può dare, ci può aiutare. Il mio titolo è impegnativo, è questo: la coscienza cristiana, individuale e comunitaria di fronte alla situazione di disabilità. Per affrontarlo l'ho diviso in 4 parti. La prima parte è quella di fronte alla situazione di disabilità. L'abbiamo sentita. Mi piace iniziare con una definizione di una mia amica, Laura, una persona disabile grave, che mi ha scritto questa cosa: ho sempre rifiutato la parola malattia, dolore, riferita alla mia disabilità. Quando invece ho l'influenza, allora sì che sono malata. È vero. La disabilità è patologia e come tale deve essere curata, ma non la chiamerei malattia. Per me l'essere disabile non è sinonimo di sofferenza e dolore, è invece una condizione dell'uomo in generale, il quale è un essere finito, limitato, bisognoso, impotente, davanti alla propria aspirazione di autodeterminarsi da solo in tutto. Mi piacciono queste parole perché rendono la parola disabilità una parola molto più vicina a quello che siamo noi. È la coscienza di chi è portatore di disabilità che è differente, dobbiamo dircelo, è differente dalla nostra coscienza. Prima anche i bambini hanno detto: non ho la tosse, non sono malato, uno dei bimbi, e spesso viene fuori tanto da dai bambini questa definizione, no? Non sono mica malato. E una volta una bambina mi ha detto: ma no, ci sono delle persone che camminano con le gambe, ci sono delle persone che camminano con le carrozzine.
e questo è il loro punto di vista, che è diverso dal nostro. E quindi la disabilità è una condizione in cui una persona si trova a vivere e non dice nulla sulla sua vita, una vita che può essere vissuta in pienezza con gioie e dolori. Come diceva prima la dottoressa Vescovi, la dobbiamo guardare più dalla parte delle cose che si possono fare, delle funzioni che possono esserci, e di quello che noi possiamo fare per diminuire gli sbarramenti di queste persone. Il secondo punto è la coscienza cristiana e ve lo faccio un po' difficile. Lo faccio dal mio osservatorio, che è quello appunto di un reparto dove arrivano i bambini che erano perfettamente sani, che sono bellissimi, che rimangono bellissimi e a volte invece un po' meno, ma che dalla piena salute passano a una situazione improvvisa di disabilità. Allora, quando la propria carne è toccata dal limite, la nostra coscienza geme e la coscienza cristiana geme. Vi è spesso un grido diretto a Dio, un moto di ribellione. Ci si trova nella condizione di Giobbe, quello descritto nella Bibbia. Ogni uomo di fronte al male tende a imprecare verso Dio. Allora vi leggo delle parole scritte da una mamma. È una mamma speciale, ha un bambino che dal 2003 è in stato vegetativo e ricordando il momento dell'incidente dice queste parole. E il Signore dov'era? Quel Signore che per tanti anni avevo ringraziato, che sempre avevamo considerato il padrone di casa, al quale i nostri figli si rivolgevano come noi nella preghiera. Perché è facile dire che il Signore ci vuole bene quando tutto va per il meglio, ma non lo è per niente quando la sofferenza ti stritola il cuore. Una mamma e un papà possono offrire la loro sofferenza, ma offrire quella del proprio figlio va al di là delle proprie forze. E noi cristiani non dobbiamo biasimare ogni grido verso Dio, perché Dio ha lodato la preghiera imprecante di Giobbe e ha condannato le parole compassate degli amici di Giobbe. E stare lì, accanto a queste persone che vedi questi miracoli. La stessa mamma dice, eppure, nonostante queste e tantissime altre fatiche e difficoltà, per tutti noi e per chi frequenta la nostra casa, mio figlio è una presenza viva, non parla, però nel suo silenzio aiuta e sostiene tanti, stanchi e sfiduciati. Anch'io quando arrivano alcuni bambini, tutti i bambini e tutte le situazioni difficili, che ogni tanto il mio collega dice catastrophic brain injury, non sono dei danni cerebrali, sono delle catastrofi. Anch'io mi ritrovo a chiedere il senso di dolori così grandi in uomini così piccoli. E per questo sento mie le parole di questo salmo che vi leggo nelle prime strofe. Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio al mio lamento. Io sono colmo di sventure, la mia vita è vicina alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un morto ormai privo di forza, è tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi ricordo e che la tua mano ha abbandonato.
È in questo grido condiviso che fai con queste persone, grido verso Dio, che trovi insieme la forza di avere e dare la speranza. Uso un commento di Monsignor Bruno Maggioni, che è un biblista. Anche se al buio l'uomo del Salmo sta davanti a Dio e fa l'unica cosa che può fare, grida aiuto e domanda. Non importa se la domanda mette Dio sotto accusa, è pur sempre una domanda su Dio, è pur sempre la domanda dell'uomo ed è pur sempre uno stare davanti a Dio. E stando davanti a Dio, ostinatamente davanti a Dio, che la fede di Israele si aprirà alla speranza di un'altra vita. Questo passaggio, quando lo vedi, lo pensi come miracolo. È quello che Carlo Maria Martini chiama il passaggio del guado della fede. È quella fede che dà ringraziamento a Dio perché le cose vanno bene, a quella della fede che Gesù loda nella donna cananea, che è talmente purificata e abbandonata che di fronte al rifiuto di Gesù non demorde, chiede le briciole, si fida nel momento del dolore che lacera il cuore, si fida che le briciole dell'amore di Dio possano dare a lei la risposta che cerca. E allora per me, che vivo queste situazioni tutti i giorni, diventa un momento di grazia per la mia fede. E allora vi leggo un altro passo, perché è appunto per farvi partecipare a questi miracoli. È il passo che mi ha scritto come ringraziamento un bellissimo ragazzo di 16 anni che improvvisamente ha avuto un ictus, non un ictus normale, un disastro di ictus che ha toccato un punto del cervello che comanda tutto il nostro corpo, comanda il respiro, comanda qualsiasi cosa, anche lo stare sveglio. E quindi i medici avevano pensato che sarebbe rimasto in stato vegetativo. E nel saluto, una volta sono entrata in stanza e allora riuscivo a comunicare attraverso la individuazione delle lettere. I familiari facevano passare tutte le lettere e lui bloccava con la chiusura degli occhi, per cui per dire una frase si stava lì tantissimo. E lui mi ha freddato con: dottoressa, sono handicappato. E gli ho detto: sì, sei handicappato, è vero, però guarda quante cose hai imparato. Ti avevano fatto una prognosi molto cattiva, invece hai imparato a comunicare, hai imparato. Allora, al termine mi scrive questa lettera: buongiorno dottoressa Stratzer, le scrivo per parlarle della mia situazione. Sono stato colpito da un'ischemia al midollo. I dottori non mi hanno dato speranza, affermando che sarei dovuto essere un vegetale, ma si sono sbagliati. Io ragiono, sento il mio corpo e adesso mangio bene e parlo. Le ricordo che dove la scienza non arriva c'è qualcuno che mi ha aiutato a vivere. Io ho fiducia in me e le assicuro che ce la farò. La ringrazio per l'opportunità che mi ha dato ospitandomi in questo centro. Spero di non essere stato di peso per lei. Ringrazio i medici, gli infermieri, i terapisti per quello che hanno fatto per me, per come l'hanno fatto. Vi voglio bene e se adesso sono così è solo grazie a voi. Allora, sentirsi
arrivare questa lettera da questo ragazzo davvero diventa un momento di grazia, perché capisci il valore della fede, ma la fede è appunto quella che passa oltre le difficoltà. Allora passo al terzo punto, la coscienza cristiana individuale. E noi cristiani dobbiamo renderci conto di quale sia il dono nello stare accanto a persone che fanno fatica. Che esperienza è per noi, cosa riceviamo noi dalla loro compagnia, dalla vicinanza e dall'amore per queste persone. Dio non vuole la sofferenza, Gesù ce l'ha detto. Dio ha mostrato in Gesù chiaramente che non è Lui che dà la sofferenza. Gesù l'ha tolta. Gesù si è diretto verso, è andato dal malato, da chi era ritenuto morto, ed è stato accanto, ha parlato, ha toccato chi soffre facendo un gesto che non era ritenuto da fare, perché rendeva impuro, allontanava da Dio, secondo le credenze del suo tempo. Gesù aveva anche guarito, però in alcuni brani mi colpisce che la guarigione rimane sospesa. A volte Gesù perdona senza guarire, e io penso che quella sia una sfida al nostro modo di concepire, ed è un messaggio per me fortissimo. In quel mondo che isolava il malato e lo rendeva impuro, privo di una vita sociale, Gesù, prima della guarigione, riapriva la strada alla socialità, con il perdono dei peccati, con il contatto fisico. Poi, quasi come prova dell'avvenuto reintegro sociale, guariva. Per molti anni, di fronte ai miei bambini, pregavo dicendo: ma Dio, come fai a non commuoverti e a guarirli? Se io sono commossa fino alle viscere, come fai tu, che puoi tutto, a sopportare questo dolore? Una volta un papà mi ha risposto e mi ha detto così: ieri sera è un papà di una bimba in stato vegetativo. Questa bimba con il papà stava mangiando una sottiletta e si è soffocata, e tuttora è in stato vegetativo. E questo papà mi ha detto: ieri sera ero nella hall e guardavo verso il reparto e mi sono chiesta: come chiamerei io questo posto se non si chiamasse nostra famiglia? E ho pensato: fabbrica di miracoli. Fabbrica e miracoli non stanno normalmente bene insieme. La fabbrica è un posto dove si fanno le cose in serie, ne fai molti, mentre i miracoli ho sempre pensato che fossero una rarità. Qui ho scoperto che ci sono i miracoli quotidiani, e non parlo del miracolo che chiedo della guarigione della mia bambina, ma di quello di vedere dei genitori che trovano lo spazio della normalità, la ricerca serena di fare tutto per il proprio figlio, anche se costa sacrificio e impegno. Ecco la chiave di lettura che cercavo, la risposta che Dio mi ha dato alla mia domanda. Donare la forza di una vita possibile, di una speranza, di una normalità nella differenza è il miracolo che il Signore mi chiede di fare ogni giorno. Quanto è necessario oggi più di ieri. L'uomo sempre trova il modo di tradurre in termini moderni la parola impuro. Ha dentro la tentazione dell'esclusione, della prevaricazione, del potere che per essere espresso
ha la forza di far sentire l'altro debole, diverso. Il cristiano che vuole vivere la propria fede non può ammettere la legge dell'esclusione. Se non ha occasioni di spingere una carrozzina, certamente tutti noi abbiamo molte occasioni per sostenere l'idea di una società in cui l'altro è accolto. Solo così le cose che ci ha detto Paola possono diventare vere, se tutti contribuiamo. Per riuscire a fare questo, però, devo dedicare del tempo a Gesù nell'ascolto della sua parola e nella preghiera, perché solo così riesco a vedere che Gesù è realmente risorto. È risorto nella vita di queste persone, in germi di vita nuova, in motivi di speranza da donare a chi incontro e che fanno nuove tutte le cose. E con la nostra coscienza comunitaria, Papa Francesco ce lo scrive molto bene. Solo a partire da questa vicinanza reale e cordiale possiamo accompagnarli adeguatamente nel loro cammino di liberazione. Soltanto questo renderà possibile che i poveri si sentano in ogni comunità cristiana come a casa loro. Non sarebbe questo stile la più grande ed efficace presentazione della buona novella del Regno? Ecco, in queste parole di Papa Francesco trova qual è il miracolo richiesto alla comunità cristiana, quello di essere una comunità accogliente che dà spazio a tutti, di una comunità che ha sempre tante esigenze, non è sempre facile sopportare i lamenti, le grida, il trambusto che alcune di queste persone fanno. Non è facile, dove il limite è comportamentale, trovare lo spazio della condivisione. Eppure la sola dimensione che Gesù ci propone è quello della fraternità. Spesso ciascuno di noi ha delle capacità e delle difficoltà. Non è detto che tutte le persone dentro una comunità siano in grado di stare vicino alle persone con disabilità. Come qualcuno non è capace di stare vicino ad altre povertà. Dobbiamo capire anche la nostra corporeità e dobbiamo anche rispettarla, ma la comunità intera nel suo insieme deve trovare lo spazio per l'accoglienza di tutti. Questo è il regno di Dio, il rispetto di ciascuno e l'accoglienza espressa in modo diverso secondo le capacità del gruppo. Ciò che è inammissibile è giustificare l'esclusione, adeguarci alle idee di impuro declinata oggi in tanti modi, maledettamente razionali. Questo è il regno di Dio da testimoniare ai giovani. Solo se insegniamo ai giovani la strada difficile della solidarietà, li sfidiamo sul tema della fede. L'altra sera c'era, che tempo che fa, Roberto Saviano che parlava del suo film La paranza dei bambini e diceva che le mafie scommettono sui giovani, puntano sui giovani e i giovani sono disposti a tutto per raggiungere l'obiettivo del guadagno e del potere. E chiedeva chi altro è pronto a scommettere sui giovani. Allora mi sono chiesta in quel momento quanto noi Chiesa, quanto noi comunità sappiamo scommettere sui giovani, sappiamo sfidarli in temi difficili come quelli della solidarietà, della condivisione, quella capacità di fare rete che deve andare oltre i servizi e che deve diventare bene sociale. Grazie.
Grazie Sandra, con il tuo intervento hai chiuso il cerchio iniziato dall'intervento del Vescovo, che però passava poi attraverso i due contributi di Paola Vescovi e di Angelo Ferri, perché le due dimensioni, questa visione ampia della persona, devono poi trovare base, spazio dentro la concretezza degli interventi istituzionali e legislativi. Grazie, abbiamo ancora 30 minuti a nostra disposizione, sarebbe bello se diamo voce all'Assemblea, non solo con domande, con riflessioni magari brevi, così possiamo ascoltare più persone, e poi concludere con la parola del Vescovo. La dottoressa Vescovi ha descritto l'organigramma e anche tutte le attività, le iniziative, molto interessante. Così, quali, dal suo punto di osservatorio, quali difficoltà maggiori perché questa politica di attenzione che merita, è sottoscrivibile, ecco, in realtà non è, forse può essere migliorabile sicuramente, ma buona e ottima direi, quale difficoltà incontra nella società, nella cultura che voi registrate dal vostro punto di vista, che è quello sanitario? Beh, difficoltà ce ne sono tante chiaramente, perché quando si lavora si incontrano quotidianamente delle difficoltà. Devo dire che in questi anni abbiamo lavorato tanto per creare una cultura della disabilità, quindi il nostro ruolo di servizio non è soltanto quello di intercettare i bisogni delle persone e quindi dare risposta ai loro bisogni e alle loro famiglie, ai bisogni delle loro famiglie, ma proprio quello di creare una cultura, di ampliare la visione di quella che io definisco, appunto, lo diceva anche prima la collega, una condizione di vita, no? E proprio perché è una condizione di vita riguarda tutti. Cioè non è possibile che uno dica, vabbè, questo è un problema del servizio, questo è un problema della famiglia, questo è un problema, cioè è un problema della società, un problema della comunità, ed è forse questo ancora un passo, un cammino che dobbiamo fare. E abbiamo bisogno di tutti per fare questo, no? Allora noi dicevamo più o meno 15 anni fa che per fare cultura bisognava essere formati noi come operatori, quindi cominciare a vedere appunto non cosa manca, ma come funziona una persona, e dobbiamo poi cominciare a parlare con i nostri amici, con i nostri familiari e dire qual è il nostro lavoro e come vediamo le persone con disabilità, e da quello piano piano, dalla goccia, no? Allarghiamo sempre di più. Adesso devo dire che siamo a dei livelli molto molto diversi, cioè non siamo al livello della goccia, piano piano tutti si stanno facendo carico, a cominciare ad esempio in questo territorio dalle aziende. Le aziende non sono prevenute nei confronti delle persone con disabilità, anzi molte volte abbiamo delle assunzioni di persone in ditte che non hanno neanche l'obbligo. Perché? Perché facendo un tirocinio all'interno di un contesto lavorativo il datore di lavoro e i colleghi di lavoro colgono la ricchezza di una testimonianza di vita delle persone che hanno una disabilità e colgono il valore aggiunto di poterle inglobare all'interno del contesto lavorativo, e questo è il passo della società che noi riteniamo uno dei passi che la società deve muovere. Quindi la difficoltà maggiore è solo questa, poi ci sono difficoltà quotidiane, chiaramente queste ci saranno sempre ogni volta che si lavora. Un'altra difficoltà, l'ho detto prima, è a volte la difficoltà del distacco, che è un valore. Cioè il farsi carico di una persona è un valore, non possiamo dire che non è un valore, è sicuramente un valore cristiano, però a volte diventa un ostacolo. Perché? Perché la persona con disabilità, anche nelle situazioni di gravità importante, ha diritto ad avere una vita autonoma,
anche se quella vita autonoma, diciamo così, non è mai autonoma, ma dipende da qualcun altro. Però ne ha diritto quella persona, ne ha diritto la sua famiglia, il che non vuol dire non volere bene, anzi, perché si ricostruisce un po' come quando un figlio esce da casa perché si sposa, no? A volte ci sono dei rapporti conflittuali, poi quando il figlio esce da casa, si sposa, si ridimensionano i rapporti. Perché? Perché cambia il ruolo. Quindi non sono più vissuto con un ruolo di figlio, ma sono vissuto come un ruolo paritario. Ecco perché è importante poter lavorare appunto sui contesti diversi e sul dare dignità a ogni fase della vita. Non si può restare figli fino a 80 anni, perché non c'è più un ruolo di figlio, deve esserci un ruolo diverso. Ecco, quindi credo che questi siano i due problemi le due difficoltà più grandi su cui stiamo lavorando insieme alle associazioni, alle famiglie e a chi insieme a noi gestisce queste risorse per il territorio. Nel frattempo mi viene da chiedere a Leonardo, papà di Matteo, che dica un minuto l'esperienza dell'inserimento nel mondo del lavoro di suo figlio, perché è proprio quello che diceva in questo momento la dottoressa Vescovi. Matteo è un ragazzo con handicap ma fortunato, non è grave, ci dà la gioia, quel grazie che era scritto qua devo darlo io a lui, non lui a me, e lui va contento al lavoro. Qui ringrazio anche l'ULSS che ha preparato la ditta e la ditta lo ha voluto assumere perché non era obbligato, perché ha detto lavora, vuol bene a tutti. Quindi io dico grazie, so che farà sempre parte di quei 2000 delle cartelle perché non è dimenticato da l'ULSS e spero che non ci sia bisogno che lui continui a fare questa vita. Finché ci siamo noi, lui se ne va e torna a casa contento. Ieri sera ero via con lui a vedere una partita di calcetto perché cerco di inserirlo dove a lui piace stare insieme. Mia moglie era al Toniolo, ascoltare l'esperienza di quel signore che sta passando da testimone di Geova alla vita cristiana. E mia moglie voleva proprio raccontarmi questa mattina quello che aveva ascoltato. E mi sembra giusto, in proprio riferimento a quello che è stato detto oggi, che lui di fronte a una scelta della nipotina che doveva essere o fare la trasfusione per provare se tutto funzionava nella sua malattia, oppure no. I testimoni di Geova, i suoi altre persone, gli hanno detto tu sai cosa fare. Invece un dottore gli ha messo la mano sulla spalla e gli ha detto io sono qua. E io dico, oggi questa parola, io sono qua, è quello che mi aspetto dalla Chiesa e dalla società. Non lasciamo i genitori, tu sai cosa fare, perché non siamo capaci, perché è un mondo grande. Io, se penso a mio figlio quando io sarò anziano, è dura, non sono sereno, però spero, perché ci sono associazioni, l'ANFAS sta facendo, lui fa i weekend insieme ai suoi amici, però dico, un domani, per noi genitori non sono i soldi, ma quella mano sulla spalla in cui dico, io ci sono. E la Chiesa questo dovrebbe fare, cioè trovare spazio anche nella Caritas o chi si vuole, dare magari quell'ora di tempo ai genitori di poter fare la spesa e lui essere osservato da un'altra persona. Non è il mio caso, ma io penso a quelli che hanno molto più bisogno di Matteo. Grazie. Beh, innanzitutto complimenti a tutte voi, veramente, tutti voi, per quello che ci avete fatto godere questa mattina e col collega qui Alfredo stavamo prendendo vari appunti. Se mi è permesso così un
più un piccolo commento che è quello che ho vissuto, ma vorrei poi un chiarimento anche da parte vostra. È ovvio che il tema della disabilità che è stato qui declinato, si è parlato anche della disabilità dell'anziano. Nella legislazione, ad esempio, anche il collega ha messo in evidenza questo, con tutte le criticità dell'aumento della vita media e via dicendo. Direi che su questo potremmo fare un altro convegno sicuramente. Mentre invece quello che ha detto anche la dottoressa Strazzi, dice a un certo punto persone che nel pieno della loro vita, con un'aspettativa di vita enorme, si trovano ad essere gravemente disabili, e ha citato la variabilità estrema di queste situazioni cliniche. Ecco, io vorrei concentrarmi su questo secondo aspetto, anche se conosco di più il primo, perché chiaramente dell'anziano io mi sono occupato e continuo a occuparmi a livello professionale. Ma su questa fascia dell'adulto che magari nei reparti di medicina arriva per un'acuzie, ad esempio, no? Prima parlavamo di autismo, l'autistico che ha una grave polmonite comunque viene in un reparto di medicina. La persona che ha un'invalidità e che viene gestita magari in uno di questi centri nostri della ULS, se si impianta per qualche motivo, o perché c'ha il diabete o perché entra a far parte dell'ospedalizzazione. Ecco, io vorrei solo con questo commento dire, ecco, mi sento molto fortunato di far parte di questa realtà anche di assistenza, perché io adesso ho cambiato la mia modalità da dipendente pubblico, sono un libero professionista in una struttura convenzionata a Treviso e vedo come riusciamo lo stesso a fare rete assolutamente, perché noi siamo in rete col pronto soccorso, quindi il pronto soccorso di Chiafoncello, di Treviso, in realtà dottoressa Strazia, che forse lei appunto non conosce, ma in realtà che sono simili anche a quelle delle sue zone, di Lecco o delle sue zone della Lombardia. Ecco, io volevo un vostro commento proprio su questa, di oliare questo tipo di catena, di comunicazione. Il collega ci ha detto che c'è un inquadramento legislativo di cui noi possiamo essere molto orgogliosi, ma con delle limitazioni nell'applicazione magari, ecco, anche nell'applicazione, voglio dire, anche negli investimenti da parte, no, dello Stato, anche di venire incontro nell'investire nelle risorse delle assistenti sociali. Mi è capitato ad esempio a proposito di Lombardia, ho avuto ricoverato per un certo periodo di tempo un paziente che poi siamo riusciti a rimettere in piedi, abbastanza giovane, seguito dai servizi sociali di Brescia. Ebbene, ho avuto una testimonianza, ecco un caso proprio adesso il mese scorso, telefonando, l'hanno riagganciato, per cui io quando l'ho rimesso sul treno da Treviso, praticamente sapevo che lui aveva un appuntamento a Brescia. In quella situazione, ecco, chiedo un po', non so se sono stato un po' farraginoso nella mia esposizione, grazie. La mia esperienza è quella lombarda, però è molto simile. Poi purtroppo non è dappertutto uguale. Io dico che un conto è mandare un bambino nella parte nord-ovest di Milano, un conto è mandarlo in quella nord-est, un conto è mandarlo a Bergamo, un conto è mandarlo sul Lecchese. Sono a volte delle situazioni molto, molto differenziate. Per la nostra esperienza cerchiamo di creare reti con il territorio che riprende in carico questo bambino che torna nel suo territorio. Una volta una funzionaria di un ASL mi ha detto mi manda sempre pazienti gravi. Gli ho detto veramente i pazienti sono suoi che sono venuti da me, non il contrario, perché visto che vivono dalle sue parti, però si cerca sempre e quando si collabora si riesce a trovare delle soluzioni ottimali, ci sono delle
delle reti che funzionano benissimo su bambini gravi e ognuno fa la sua parte senza accordandoci con quello che c'è sul territorio, e quindi se c'è un problema di epilessia viene da me, se c'è il problema di polmonite va all'ospedale, cioè dividendosi in maniera armonica. In altre situazioni in cui la collaborazione è meno si fa più fatica, però si riesce a sempre di più. Diciamo che quando ho iniziato a lavorare e quando sono diventata primario, tante volte mi sentivo: noi non ci occupiamo di bambini, mettevano giù il telefono, i servizi domiciliari. Adesso questa risposta non c'è più. Le fatiche sono un po' variegate perché proprio è differente le realtà territoriali. Sì, io devo dire che la sanità o comunque anche la società la fanno le persone, no? E quindi c'è un grande, prima sentivo questi dati, 7-8 mesi per attendere una valutazione dell'invalidità civile. Io posso parlare per quello che era la realtà della ex ULSS 7, dalla domanda di invalidità civile al verbale in mano, diciamo, passava da un mese e mezzo nell'ultimo periodo, prima dell'unificazione. Per quanto riguarda ad esempio i percorsi integrati in rete, percorsi sanitari, in questo territorio abbiamo un protocollo che permette di fare in modo alla persona con disabilità e alla sua famiglia di avere un accesso privilegiato al pronto soccorso piuttosto che in tutti i reparti ospedalieri, compreso anche la parte relativa alla cura dei denti, che non vuole essere tra virgolette un privilegio, no? Ma vuole essere un andare incontro organizzativamente a delle difficoltà oggettive. Cioè, tenete una persona con autismo 5 ore in un pronto soccorso, è praticamente impossibile, è impossibile per la persona, per la sua famiglia, ma anche per tutte le altre persone che stanno all'interno del pronto soccorso. Quindi tutti questi aspetti possono essere gestiti in una maniera organizzativa. Lo stesso vale per la persona appunto anziana o la persona con disabilità che ha una problematica che deve essere gestita all'interno di un reparto di medicina piuttosto che di chirurgia o quant'altro. Cioè, questo è un altro dei doveri che ha la società, non necessariamente il capodistretto piuttosto che il dirigente di un servizio. È un dovere che abbiamo come società e quindi come persone che organizzano queste prassi per andare incontro alle persone, perché questo è un bene della comunità. Ecco, poi io magari mi arrabbio nel momento in cui mi chiama la persona e mi dice: ecco, io dovevo fare una visita, adesso non so, può essere, non so, una visita oculistica, e invece che mettermi come primo della giornata e darmela domani mattina me l'ha andata fra 3 mesi. Attenzione, ci sono percorsi e percorsi. Se io devo fare una valutazione oculistica non posso avere un privilegio rispetto ad altri, cioè devo aspettare comunque il mio turno se non è urgente. Quindi anche rispetto a questo a volte, no? Non voglio parlare di privilegi, però a volte non sappiamo leggere bene la realtà e non sappiamo tutti quanti operare con competenza e responsabilità, perché queste sono 2 parole chiave. Dobbiamo essere competenti sia come famiglia che come servizi, che come legislatori, che come funzionari, ma anche sapere qual è la responsabilità che comporta questa competenza. E la responsabilità è quella di utilizzare in maniera chiara, oggettiva, concreta le risorse che abbiamo per fare in modo di semplificare, ecco, non per scavalcare le file, tra virgolette. Ecco. Non so se ho inquadrato una minima parte. Volevo parlare un po' del discorso del volontariato, che è uno degli ambiti, insomma uno degli attori in questi contesti, e sentendo anche quello a cui accennava Leonardo prima, parlando dell'esperienza con suo figlio, e alla richiesta che in qualche modo c'era nelle sue parole, mi chiedevo eventualmente, siccome il nostro mondo
mi sembra sia fatto da tante piccole realtà che in qualche modo si spendono a vario titolo nell'ambito della disabilità. Mi chiedevo se è un valore che tutte queste piccole realtà possano eventualmente consorziarsi o aggregarsi per mettere in piedi delle sinergie che possono rendere più utile questo servizio di volontariato e se sia il caso e se ci sia qualcuno che possa dare una mano a queste tante piccole realtà per realizzare questa cosa. Qualcuno che magari conoscendo il territorio e le varie realtà che operano in esso possa appunto dire beh, questa realtà con questa e con quest'altra potrebbero occuparsi di questa cosa e farlo in maniera più concreta e più valida, insomma. Diciamo che non sta a me rispondere, però rispetto a questo la realtà del volontariato è una realtà importantissima che trova grandissime difficoltà in questa fase storica perché le persone che si rendono disponibili a fare volontariato sono sempre meno e sono sempre persone che hanno una certa età, insomma, ecco, quindi ci sono territori che riescono ancora a coinvolgere i giovani e altri che invece proprio non riescono più a farlo e anche su questo andrebbe fatta una riflessione. Le reti ci sono di volontariato, c'è le reti di associazioni, tanti si stanno aggregando perché l'unione fa sempre la forza. Più siamo e più rappresentiamo il problema e rappresentiamo persone che hanno il problema e più riusciamo a dare risposte, quindi non so se... Sì, volevo solo precisare, visto che siamo stati chiamati in causa, diciamo, sì, esiste un coordinamento della disabilità, delle associazioni della disabilità dell'ex ULS 7, quindi del distretto di Pieve di Soligo, che raggruppa quindi tutti i rappresentanti delle varie associazioni che si occupano di disabilità. Però c'è anche un coordinamento che era il coordinamento provinciale e che raggruppa quindi tutte quante le realtà delle 3 ULS che si sono unite per formare poi l'ULS 2. Quindi esiste questa realtà. Vorrei dire che noi abbiamo bisogno dei volontari per poter lavorare con progetti che cerchiamo di portare avanti proprio per dare spazio, dare visibilità, dare opportunità alle persone con disabilità. Non è sì, il quadro che ci ha disegnato la dottoressa Vescovi è un quadro che ci soddisfa nel nostro territorio perché, come lei ha detto, viene da esperienze di anni di volontariato che ha collaborato proprio con le istituzioni, ma non è finita lì, quindi noi dobbiamo continuare a lavorare anche perché dobbiamo tenere presente che le famiglie che rappresentiamo sono quelle che hanno il carico assistenziale 24 ore su 24, 365 giorni l'anno delle persone con disabilità. Quindi i servizi ci danno una parziale aiuto, ma molto parziale, che col tempo, soprattutto quando le famiglie invecchiano, il tempo dovrebbe essere maggiore. Quindi noi chiediamo anche una maggiore attenzione proprio a quest'ambito e se vogliamo andare a vedere anche il piano sociosanitario ultimo regionale non ci ha dato delle grandi risposte, anzi, se posso dire, nella disabilità non ce ne ha quasi date. Il comparto disabilità è sparito nell'ambito del piano sociosanitario regionale, non c'è più l'addizione ma è frammentato in mille altri interventi. Avevamo fatto delle proposte anche in commissione regionale proprio perché desse maggiore attenzione alle persone con disabilità anche nell'ambito ospedaliero. Quindi con i percorsi come quelli che lei ha citato, dottoressa, che noi abbiamo fatto qui nel piccolo, nella nostra ULS, le avevamo chiesto un'estensione a livello regionale perché questo poteva dare una dignità proprio alla persona con disabilità anche quando si trova nelle maggiori difficoltà che sono nell'ambito sanitario. Questo non ci è stato dato, come non ci sono stati dati neanche richiesti di nuove impegnative di cura nel territorio, quindi con i centri diurni o con le residenzialità.
E questo è una grossa pecca della politica. Noi non demordiamo, li terremo d'occhio, però voglio dire che le associazioni di familiari ci sono, della disabilità c'è il coordinamento e quindi chiunque è invitato a partecipare e a rendere la propria competenza anche in questo ambito, perché il nostro lavoro è un lavoro che è lungo e che continuerà, credo, fin tanto che i nostri familiari ne avranno bisogno. Sì, se mi permette, io credo di avere una chiave di lettura che è prettamente personale, insomma, visto che sono anni che lavoro in questo ambito, non so, chiedo anche un aiuto di lettura, poi se ha la stessa identica mia, che ci sia una scelta precisa politica di non sanitarizzare più questi percorsi, quindi anche la legge 112 è una legge del Ministero delle Politiche Sociali e tutti gli interventi anche economici che stanno, la vita indipendente che è un altro capitolo finanziato anche questo dal Ministero delle Politiche Sociali, cioè io credo ci sia proprio una precisa scelta, ripeto, è solo una lettura di una persona che lavora nell'ambito, ma una precisa scelta di non sanitarizzare più questi percorsi. Quindi i servizi ci saranno, ci saranno sempre, ma lavorano sugli aspetti, devono lavorare su degli aspetti appunto che sono di loro competenza. E quello che deve crescere è la società civile fondamentalmente, con delle politiche anche del Ministero, anche di aspetto economico, per poter accompagnare questi percorsi, come dicevo prima, queste realtà, questi cammini di queste persone e delle loro famiglie. Ho l'impressione che sia un po' questo, ecco perché non vengono date più impegnative, non vengono più ampliati appunto i servizi, perché la rete di servizi è giudicata, sto parlando in Veneto, sufficiente. Ripeto, è una mia lettura, non ho questi agganci così importanti con la regione per poter sapere, dal punto di vista politico intendo, per poter sapere se questa è, però la mia idea è che si vada verso questo. Se mi è permesso un intervento anche da parte mia personalissimo, faccio riferimento al discorso della rete, della sensibilità, dell'attenzione. Io credo che qui siamo in un luogo, la giornata è organizzata dalla Pastorale per la Salute Diocesi di Vittorio Veneto, siamo un luogo ecclesiale. Io credo che i nostri cristiani del territorio, buona gente, oggi come oggi siano più sensibili al prosecco che alla disabilità, con tutte le conseguenze. No, non è una cosa triste, per cui mi meraviglio che la dottoressa D'Arè si stupisca. Questo è il triste. E questo non faccio riferimento alla politica, ma faccio riferimento ai discepoli del Signore, faccio riferimento a chi fa il Vangelo. Qui sta il problema, che noi come persone, come cristiani, come comunità, ci lasciamo prendere da alcuni aspetti che producono e da altri aspetti invece che diciamo non producono, quando invece poi alla fin fine ne vedremo di belle, un'economia di comunione, anche di comunione con le persone segnate da disabilità, produrrà, tra virgolette, molto di più di un'economia che li esclude. Io direi, se non voglio togliere la parola a nessuno, ma chiederei al Vescovo se ci dà la chiusura delle... Beh, anzitutto ringrazio tutti i tre relatori, il dottor Angelo Ferri, la dottoressa Vescovi e la dottoressa Strasser, e ringrazio anche voi che siete venuti e avete partecipato con interesse e anche con coinvolgimento. Parto dal titolo: nessuno si sente straniero in casa propria, è intanto detto così. Qual è questa casa propria? Beh, anzitutto la casa propria è la società, l'ambiente in cui noi viviamo, la società civile, perché quella è la casa comune che ci unisce. Nessuno si sente straniero in questa casa che è la società civile, è un obiettivo, purtroppo non sempre è facile realizzarlo. Le leggi non mancano, sono leggi molto buone, molto
molto rispettose, profetiche per certi aspetti, però poi l'applicazione non è sempre così puntuale. Ecco, quindi in questo senso qui credo che ci sia del cammino da fare. Io mi domando sempre anche che, non so, però questo può essere sia una riserva mia o un'idea sbagliata, se abbiamo, fino a che punto abbiamo risorse, opposto anche a varie risorse economiche, perché ci vogliono risorse economiche per adeguare e per realizzare tutte queste leggi, e in momenti anche di difficoltà non sempre è facile. La risposta che mi è stata data da qualcuno è: le risorse ci sono, vengono usate male. Non lo so, non sono competente, però certo bisogna fare i conti anche con le risorse, perché per assistere in questa forma di redistribuzione di risorse che è la logica che fondamentalmente presiede queste leggi, bisogna che le risorse ci siano, se non ci sono lo ridistribuisci. Ecco, per cui viviamo una crisi di lavoro, viviamo una forma di recessione, e credo che bisognerà anche guardare la cosa complessivamente. Ultima cosa che ci sono però, pur tenendo conto delle difficoltà del volontariato, ecco, porto due esempi che ho incontrato proprio questi ultimi mesi. Uno a Fontanelle, su una casa che è vicino alla villa dei Conti Marcello, anzi di proprietà dei Conti Marcello, che è data a questa associazione, ed è partito da dei genitori che avevano dei figli con disabilità, e loro stanno utilizzando questa casa in modo che sabato e domenica i ragazzi e ragazze che vivono normalmente nelle loro famiglie vadano in questa abitazione, e degli adulti e dei volontari ci danno il turno, in modo che la famiglia viene un po' alleggerita anche da non avere 24 ore su 24, ma loro stessi poi vanno molto volentieri perché trovano una socializzazione, un ambiente. Questa è una cosa molto, molto bella, non è molto conosciuta, me ne ha parlato il parroco, anzi un signore mi ha detto venga a visitare. Sono andato più di una volta. È una cosa molto semplice ma molto, molto bella, è proprio il discorso della disabilità. È significativo che la cosa sia partita da genitori che avevano questi figli. È difficile pensare che possa essere diverso, che poi si aggiungano anche altri, ma credo che... Il secondo caso è Cessalto, anche questo l'ho conosciuto recentemente, c'è un'associazione che si chiama Solo per il Bene, e hanno una struttura, e lì ci sono vari ragazzi e ragazze con disabilità anche molto, molto accentuate, che vengono non c'è residenzialità, mi pare, mentre nel primo caso la residenzialità c'è sabato e domenica, qui no, vengono il giorno e vengono aiutati a lavorare con i computer, con strumenti così, ecco, elettronici, e riescono a comunicare, riescono a fare anche cose straordinarie per certi aspetti, tenendo conto che hanno delle difficoltà abbastanza accentuate. Ecco, ricordo queste qui, ma ce ne sono anche altre. Io penso che se queste crescessero, probabilmente questo sentirsi in casa propria, non come straniero, sarebbe sì, insomma, non si realizzerebbe al 100%, però saremo sulla strada buona. E finisco, nessuno si sente straniero in casa propria, e anche la parrocchia, il Signore l'ha detto, no? La parrocchia credo che può incrementare, incoraggiare, mettere su in proprio sarà difficile, però certamente creare la sensibilità in modo che quel io ci sono, che ha detto, possa davvero essere effettuato. Ecco. Grazie della vostra attenzione, grazie dei nuovi relatori, grazie a Don Roberto e alla commissione che ha pensato e realizzato questo convegno, e buon pomeriggio e buona domenica a tutti.